E lodiamo al Signore con i cantici congregazionali e la missionaria Priscilla. Gloria a Dio, saluto a tutti con la pace del Signore Gesù. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli, quel numero 508. 508. Poi la Giumara vieni e canta un'altra con noi. Ecco, vieni Giumara. 508, lodiamo, facciamo una sola voce. Abbiamo trovato tutti? C'è nessuno per suonare? Alleluia, lodiamo al Signore che è degno. Amen. Che possiamo dire, che possiamo ricordarci che noi siamo qui per adorare il Signore. È per questo che viviamo, questa è la nostra ragione di vita, adorare il Signore. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Tutta la Chiesa? Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Cantiamo da capo. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce a tua. me diventa ombra Nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia, vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Alleluia. Siamo nell'ultimo culto del giorno e dobbiamo un po', va bene? Cantiamo 428.
Cantiamo uno. Non voglio vedere nessuno zitto, nessuno a dormire. 428, 428. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Vive l'anima mia nel grande suo amore da quando Gesù mi salvò. Da quando Gesù mi salvò. Alleluia. Da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Ho promesso al Signore di servirlo col cuore da quando Gesù mi salvò. E mi son consacrato con gioia al Signore da quando Gesù mi salvò. Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore, da quando Gesù mi salvò. Ancora, da quando Gesù mi salvò, alleluia, quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Amen. Chi è felice perché ha ricevuto la salvezza, il perdono dei peccati? Dobbiamo solo ringraziare il Signore perché Lui è buono ed è fedele. Alleluia. Alleluia. C'è la missionaria Denisa? Missionaria Denisa c'è? La missionaria Denisa che lavora nella base di Montecervole e Pisa, settore 2, vorrei chiedere a lei di fare una preghiera per tutte le nostre basi missionarie, tutta la missione, tutti gli operai, per tutti i missionari conosciuti o sconosciuti da noi, dal mondo, tutti quelli cristiani perseguitati, tutte le richieste che noi riceviamo. Preghiamo per le famiglie della Chiesa, per ogni proposito che abbiamo presentato al Signore. Abbiamo fatto un proposito di 24 su 24 per 21 giorni e noi siamo stati in preghiera, quindi è finito ieri e quindi continuiamo ancora nelle nostre preghiere a pregare per queste cose e presentiamo al Signore. Amen. Saluto tutti con la pace del Signore. Mettiamoci in piedi, fratelli, per favore. Preghiamo. Signore, Alleluia. innanzitutto ti vorrei ringraziare, Signore, per la Alleluia, tua Gesù. presenza in mezzo a noi. Ti vorrei Alleluia, ringraziare, Gesù. Signore, per lo Spirito Santo, Signore. Io ti chiedo innanzitutto, prima di iniziare questa preghiera, che tu possa toccare ognuno, Signore, Alleluia. partendo da Priscilla, Signore. Che la tua presenza si senta così forte. Alleluia. La tua dolce presenza tocchi ogni alleluia, singola gloria persona al tuo ora, nome, Signore. Gesù. Ti prego, Signore, che tu possa veramente Signore Gesù, ti toccare in preghiamo. profondità lì dove c'è Ti bisogno, preghiamo, Signore, che di possa agire, guarigione, che tu possa che guarire, tu possa Signore. guarire, Che nel tu, nome se di c'è Gesù, bisogno, questi Signore, malati, di levare, di Oh, guarire una Dio, ferita, vedi tu Signore, che tu sempre, possa Signore, guarire vedi tu la sempre ferita. questo momento. Signore, che dove c'è Oh, bisogno di Signore, rialzare, dove tu hai Signore, che parlato, possano che essere tu rialzati, vedi, Signore. Signore, Lì nella dove c'è bisogno, preghiera, Signore, che vedi, veramente Signore, di che forza, vedi. che tu Noi ti possa preghiamo dare che nel ora, nome di Gesù Signore. tu possa Lì dove c'è un guarire, dubbio, perché Signore, sappiamo che che tu per te possa non c'è rispondere con la impossibile. verità, Per te non c'è, Signore. Signore, Signore, difficoltà. parla oggi, Signore. Agisci, Signore, Parla nel e nome di agisci Gesù. come sai fare tu, Oh, come hai fatto nel giorno di alleluia. Pentecoste, Visita le Signore. basi Visita, missionarie, Signore. Io ti prego per Visita, ogni base, Signore, Signore. alleluia, gli Che sia operai. veramente Visita, Signore, le infoccati dalla tua famiglie presenza. coinvolte, Signore, in Che questa ogni missione. missionario, Oh, Signore, alleluia, sia che tu infocato possa per te. spostarli, Che ci che senta tu possa veramente aiutarli, usato da che te. tu possa Dire, fortificarli, usa, Signore. Signore, nel Usa nome di potentemente, Gesù. Signore, come Oh, sai fare tu. Padre, Usa, invocali Signore, con il tuo e metti in fuoco. azione i tuoi Oh, doni Signore, di
di guarigione, doni di profezia, ogni cosa, Signore, ma rialza le chiese, Signore. Usa, Signore, usa ogni missionario, che ogni centimetro, Signore, che la nostra pianta possa toccare, Signore, che sia veramente proclamato in nome di Gesù, che tu possa usare ogni missionario, Signore, infuocato di te, con la tua presenza, e lì dove mette i piedi, Signore, che le persone possano accettare il tuo nome, Signore, che noi, se ci vedono in ginocchio, Signore, possano vederci solo per pregare, per rialzare il tuo nome, per lodarti il tuo nome, Signore, non per altre cose, Signore, per dire a Satana, Signore, che il tuo nome venga proclamato, Signore, che tu possa benedire la base di Firenze, che tu possa benedire, Signore, la base di Pisa, che possa benedire, Signore, la base di Belluno, la base di Verona, Signore, di Legnago, Signore, ogni altra base, Signore, il mondo, Signore, che sia veramente prepara, Signore, il tuo esercito, Signore, anche quelli che sono in prima linea, Signore, tutti, Signore, partendo dalla prima linea fino in fondo. Oh, Signore, equipaggia con la tua potenza, equipaggia con la tua forza, che il tuo spirito si senta, Signore, in azione. Oh, Signore, porta guarigione, porta liberazione, porta, Signore, nuove anime per te, ma per essere glorificato il tuo nome, e che ogni altro castello, Signore, ogni castello che sia creato, Signore, dal nemico, che crolli nel nome potente di Gesù. Che non c'è catena che può tenere i missionari, non c'è prigione che può tenere i missionari, non c'è niente che ci può tenere legati. Signore, se noi siamo in ginocchio, siamo per proclamarti il tuo nome, Signore, per innalzare il tuo nome, Signore. Ogni cosa che tu ci metti, che Satana ci mette contro, tu rialzi, Signore, come sai fare solo tu, Gesù. Che tu possa usare ogni singola persona, Signore, dal pastore al più piccolo, Signore, come sai fare tu. Vogliamo un popolo infuocato, vogliamo un popolo che rialza altri quando sono deboli, vogliamo persone, Signore, che veramente quando si sentono deboli si alzano, Signore, come si è fatto che hanno alzato le mani, Gesù. Oh, che possiamo fare questo, essere nel momento del bisogno, della gioia, così come tu sei con noi ogni secondo, Signore, anche noi possiamo essere, sia quelli in prima fila, Signore, anche quelli in fondo, Signore, perché ogni singola persona è un piano per te, ogni singola persona ha un qualcosa da fare da parte tua, un compito da parte tua. Signore, io ti prego per la famiglia. Oh, Signore, usa la famiglia, che sia veramente usata potentemente. Signore, che possiamo essere veramente usati da te con potenza, e nient'altro, Signore, nient'altro ci fermi. Oh, Signore, che se ci siano ostacoli, se ci siano altre cose, Signore, che si mettono tra te e noi, Signore, abbatti nel nome potente di Gesù, che venga dichiarato il tuo santo nome, che venga proclamato il tuo santo nome nella nostra famiglia, nei nostri familiari, nei nostri vicini, Signore, ovunque, che sia proclamato il tuo santo nome, il tuo benedetto nome, perché non c'è altro nome che noi possiamo vedere che il nome di Gesù. Oh, Signore, che possiamo aggrapparci, avere comunione, avere affinità, come facciamo a volte, Signore, anche con le cose che nessuno sa, che possiamo aprire il cuore a te, e anche la famiglia che sia unita da te, che tu sia la roccia, come dice la parola, la roccia, e anche per la Chiesa, Signore, che possiamo credere alla potenza che c'è nel tuo nome, nel tuo sangue, che possiamo credere a ciò che hai fatto su quella croce. Oh, Signore, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo può essere su di noi. Oh, Signore, che possiamo essere usati dallo Spirito Santo. Ti ringrazio, Signore.
Visita, Signore, battezza con lo Spirito Santo, guarisci, Signore, libera, Signore, spezza catene come sai fare tu, Gesù. Oh Signore, ti ringrazio per la tua presenza. Ti ringrazio per ogni liberazione, ti ringrazio per ogni guarigione, ti ringrazio per ogni vittoria nel mondo spirituale e nel mondo fisico. Abbatti, Gesù, abbatti ogni castello. Abbatti e vittoria, Gesù. Vittoria nel nome potente di Gesù. Ti amiamo, Signore. Ti amiamo e benediciamo il tuo santo nome. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Amen. Dio è qui, amen. Oh, alleluia. Quando capiamo che Dio è in mezzo a noi, tante cose cambiano. Tu hai già cominciato a offrire il tuo culto? Cosa stai già offrendo al Signore? Perché Dio è qui. Tu hai cominciato a parlare con Dio perché abbiamo imparato che Dio parla con noi tramite la parola, ma noi dobbiamo parlare con Lui tramite le nostre preghiere. E la Bibbia dice che Lui non è sordo perché non possa sentire. La sua mano non è dietro perché non possa benedire. Quindi se Lui è qui, alleluia, parla con Lui. Offri il tuo culto a Lui. Alleluia, dai il tuo meglio a Lui. Rompi il tuo vaso di alabastro ai piedi Suoi, perché Lui è qui. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Io vorrei invitare la sorella Neuma, c'è? Sorella Neuma che lavora con noi direttamente qui a base di Firenze. Vorrei che lei facesse una preghiera per la raccolta della decima dell'offerta, che fa parte del nostro culto. Amen. Consegnare la nostra decima, la nostra offerta è parte del nostro culto. E dire: Signore, tu sei Dio anche delle mie finanze. Tu sei Dio anche, tu governi anche sulla mia tasca. Amen. Tu governi anche sul mio conto. E di tutto quello che tu mi hai permesso avere, io vorrei ridarti con gioia. Amen. Che possiamo prendere quello che abbiamo portato, perché se è parte del nostro culto vieni preparato prima quel cuore gioioso, quindi che possiamo prendere ora e ringraziare il Signore, perché noi non possiamo comprare salute per lavorare, fratelli, è Dio che ci dà, Dio che ci permette, quindi diamo a Lui con gioia di quello che Lui ci ha permesso avere. Amen. E subito dopo la preghiera vorrei che tutti che suonano, che cantano, si mettessero insieme per fare una lode, una bellissima lode di adorazione al Signore. Dopo il gruppo di lode dell'Aufadamiti, amen. E dopo dirò che ripasserò la guida al pastore, perché io ho sete della parola di Dio. Non so se avete voi, ma io sono venuta per offrire il mio culto e per ascoltare la voce del Signore. Senza di questa noi non viviamo.
Senza questa voce noi non viviamo. Quindi facciamo i canti, offriamo quello che dobbiamo offrire e dopo apriamo bene le nostre orecchie e il nostro cuore per ascoltare la parola del Signore. Saluta tutti con la pace del Signore. Preghiamo e offriamo il cuore. Noi non siamo qui, fratelli, per solo chiedere, perché tante volte veniamo in chiesa solo per chiedere, ma non vogliamo offertare. Noi dobbiamo offertare, Signore. Qui non è un cambio di umiltà, no. Il Signore è qui con le mani aperte per benedire. Ma noi vogliamo fare questo cambio con Lui. Tante volte, Signore, io dico, ma mi potreste aiutare? Di questo, di quell'altro, non è un cambio. Noi siamo qui per ringraziare il Signore perché tu hai un lavoro, perché tu hai un tetto, perché tu hai un posto da stare. Ringraziare il Signore, questa è una forma di ringraziare il Signore. Preghiamo. Signore, io in questo momento, Signore, io ti voglio presentare questa chiesa che è qui, Signore, a festeggiare. Signore, noi siamo grati per tante cose che il Signore stai facendo, hai fatto nelle nostre vite. Il Signore possa benedire la vita di ogni persona ora e offriranno, Signore, a te un gratitudine, Signore, non perché voglio qualcosa in troca, ma perché voglio benedire la tua opera, vogliono fare la tua volontà, Signore. Noi siamo grati, Signore, per tutto e il Signore fa per la nostra casa, per la nostra famiglia, per il nostro benessere, Signore. Nel nome di Gesù io ti prego, benedici tutti gli offertanti, i dizimisti. Il Signore lo sa, Signore Gesù, quelli che sono dizimisti. Signore Gesù, e la bênção do Signore venga a te, su ognuno, nel nome di Gesù. Amém. se non note la tua grazia è ciò che basta. Senza te non so come seguire la tua presenza è ciò che importa. A che mi giova guadagnare il mondo intero e perdere l'anima senza di te, Signore. A che mi serve
Se io non ho te, non ho nulla, niente io sarò senza di te. La tua presenza è ciò che basta, io ti porterò ovunque andrò. A che mi giova guadagnare il mondo intero e perdere l'anima senza di te, Signore? A che mi serve accumulare i miei tesori e dimenticare colui che mi amò? Se io non ho te, non ho nulla, niente io sarò senza di te. La tua presenza è ciò che basta, io ti porterò ovunque andrò. Se io non ho te, non ho nulla, niente io sarò senza di te. La tua presenza è ciò che basta, io ti porterò ovunque andrò. Alleluia, Jesus. È solo la tua presenza, è solo la tua presenza. Ho bisogno della tua presenza nella mia vita, Signore. Alleluia, Rebe canta nella rabascia. Ah, Signore, se io non ho te, non ho nulla, niente io sarò senza di te. La tua presenza la tua presenza è ciò che basta. Chi sono io senza te, Signore? La tua presenza è ciò che basta. Chi sono io senza te, Signore? La tua presenza è ciò che basta. Chi sono io senza te, Signore? Se io non ho te, non ho nulla, niente io sarò senza di te. La tua presenza è ciò che basta, io ti porterò ovunque andrò. Alleluia. Ringrazio per l'opportunità nel nome di Gesù. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Prima del gruppo dell'Ufadami ti vorrei sentire anche un saluto per la missionaria Giuliana che lavora lì nel settore 4, base missionaria di Belluno. Sentiamo anche lei portare il suo saluto. Subito dopo noi cantiamo.
Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. È una grande gioia essere qui. È sempre una grande gioia, ma questa giornata è stata una giornata molto, molto, molto benedetta. Voglio ringraziare Dio per questa opportunità e per questo meraviglioso regalo che ha fatto ad ognuno di noi quest'oggi. E voglio ringraziare il pastore Joan Victor, la missionaria Priscilla e tutti coloro che hanno lavorato affinché tutto questo oggi potesse essere bello così come è stato. Voglio ringraziare Dio e voglio ringraziare ognuno di voi perché avete reso questo giorno speciale. Come ogni volta e ogni evento siete veramente speciali in questo, quindi grazie pastore Victor, grazie Priscilla e grazie a tutti gli operai. Amen. Quest'oggi il Signore ha parlato tanto alla mia vita. Ha parlato, ma ha parlato tanto alla mia vita. A chi ha parlato il Signore? Amen. Il Signore è buono, Dio è buono. E Dio ha parlato al mio cuore, ha parlato oggi in un modo straordinario. Ha parlato di Paolo, ha parlato della chiamata di Paolo, ha parlato della formazione che Dio ha dato a Paolo, ha parlato poi del mandato che gli ha dato e di come Paolo è stato usato per la gloria di Dio. E questo ha toccato tanto il mio cuore perché abbiamo in particolare mi è piaciuto quando il pastore Renato diceva Paolo è caduto a terra effettivamente senza neanche una parola del Signore, ma soltanto con la luce del Signore, perché la luce del Signore è quella che trasforma i nostri cuori, è quella che ha trasformato Lui, è quella che trasforma i nostri cuori, trasforma l'intero nostro essere, soltanto la luce del Signore. E poi quando parla, allora Lui ci dà la direzione. C'è un passo nella scrittura che mi piace tantissimo e lo leggo tantissimo, lo medito perché tocca particolarmente il mio cuore e parla di una donna che aveva un'attitudine davanti a Gesù. Perché è vero, il Signore ha chiamato Paolo, il Signore lo ha formato, il Signore lo ha mandato e lo ha usato, ma e questo ha parlato ad ognuno di noi, no? Siamo stati chiamati, il Signore ci sta formando, il Signore ci manda, il Signore ci usa, ma ognuno di noi donne, ma la Chiesa, per essere usata nel modo che Dio desidera, nel modo che Dio vuole usarsi di noi, abbiamo bisogno di un'attitudine e lo troviamo nella parola di Dio al capitolo 15 di Matteo dal verso 21. Leggiamo la parola di Dio tutti insieme. Amen. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne e si mise a gridare: abbi pietà di me, Gesù, figlio di Dio, figlio di Davide, scusate. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non gli rispose nulla. E poi i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento la sua figlia fu guarita. Questo passo è straordinario perché più che il miracolo, io vorrei esaltare l'attitudine che aveva questa donna. Aveva un'attitudine meravigliosa, è quella che la donna e la Chiesa deve avere, perché lei entrò subito nel parlare di Gesù quando disse non è bene che sia dato il pane
ai cani, l'ha chiamata cane. Quanti di noi si sarebbero offeso per questa parola così dura? Eppure lei non badò a quella parola, lei andò oltre e disse sì, è vero, entrò proprio nel parlare di Gesù e disse sì, è vero, sono un cane, sono un cagnolino, ma pure i cani mangiano dalla tavola dei loro padroni, da quello che cade dal tavolo dei loro padroni. Un'attitudine veramente di umiltà. Questo è quello che serve alla Chiesa, l'umiltà. Serve veramente ritornare ad essere umili, ad essere semplici davanti alla presenza di Dio, perché è quello che fa la differenza. È quello che fa la differenza nei nostri cuori, nella nostra vita e nella chiamata che Dio ha rivolto ad ognuno, l'umiltà. Perché questa donna seppe umiliarsi davanti al Signore e questa è stata la chiave che ha cambiato la sua situazione, la chiave che ha cambiato la situazione che la stava tormentando. La sua figlia era malata e lei seppe umiliarsi davanti a Dio. Sappiamo che i discepoli, il Signore mandala via, no? Questo è un monito anche per noi. A volte giudichiamo le persone, a volte guardiamo, ma invece Dio ci dice: io voglio misericordia, non sacrificio. Questo è quello che il Signore vuole da noi, vuole che noi possiamo essere umili e avere la compassione, la misericordia per le persone e non un giudizio. Amen. Questo era un semplice pensiero che il Signore aveva messo nel mio cuore e lo ringrazio per l'opportunità e benedico il Signore ancora una volta per questa giornata straordinaria e per ognuno di voi. Amen. C'è ancora qui che sta fa? Ma avete paura quindi di stare davanti? Facciamo una per tre. Sì. Alleluia. Lodiamo al Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni mente, ogni cuore. Io so che incontro pace in sua presenza, dichiaro Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù fino a far spezzare le catene. In Lui trovo speranza e libertà. Dichiaro Gesù.
Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni paura e ansietà, su ogni anima in depressione, dichiaro Gesù. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Apre prigioni, risplende al buio e brucia in me. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Apre prigioni, risplende al buio e brucia in me. Gesù sopra ogni tenebra ed ogni avversità, Gesù su ogni paese e su ogni città, e sulla mia famiglia dichiaro il santo nome di Gesù. Sopra ogni tenebra ed ogni avversità, Gesù su ogni paese e su ogni città, e sulla mia famiglia dichiaro il santo nome di Gesù. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Apre prigioni, risplende al buio e brucia in me. Alleluia! Suo nome è potere, suo nome è cura, riceve, suo nome è vita. Apre prigioni, risplende al buio e brucia in me. Alleluia! Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia! Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia! Alleluia! È questo che proclamiamo, è a questo che crediamo. Il nome di Gesù è cura, il nome di Gesù è potere, il nome di Gesù è potente. Alleluia! Il nostro Dio è vivente per fare tante cose. Alleluia! Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Io vorrei... dove sono i bambini? Dove sono i bambini? Sono già lì? Ma ci sono alcuni qua. Anto, chiama tutti, facciamo una preghiera per i bambini che vanno alla classe felice con la sorella Lupe, imparare la parola di Dio. Chiamali. Amen. Alleluia. Preghiamo per questi bambini, dichiariamo Gesù sulla vita di questi bambini, sulla vita sulla nostra casa. Alleluia. Vorrei invitare la sorella Denilza a fare questa preghiera per i bambini. Lei lavora lì con noi a Legnago insieme al suo marito. Vorrei invitarla per fare questa preghiera. E mentre arrivano tutti vorrei ringraziare già quelli che sono con noi, sia i nostri che gli ospiti. Amen. Vorrei ringraziare le sorelle che si sono impegnate a provare la lode, che hanno il piacere di fare parte di un gruppo, di cantare nel culto.
Perché alcuni guardano e dicono: ma perché? Perché fare questo? Ma perché questo spreco? Ma quello che per alcuni è un spreco, ma magari per qualcuno dice: ma perché? Quale senso? Per noi è dire: grazie Signore perché mi hai scelto, grazie Signore perché mi hai dato onore, grazie Signore perché mi hai dato un posto nella tua casa, grazie Signore perché mi hai dato voce e possibilità di lodare il tuo nome. Per noi è un momento di gratitudine. Amen. Quindi grazie sorelle, tutte le sorelle che lavorano nelle basi missionarie, tutte che sono venute anche da lontano, anche se sono nostri, ma che sono da lontani, grazie perché siete qui. So che non fate per noi, perché se fate 4 ore di macchina per venire, 4 per tornare per noi, io non penso, perché è difficile trovare uno che faccia oggi per una persona questo tipo di cosa. Ma so che fate per il Signore, quindi se è per il Signore non vi preoccupate, c'è ricompensa. Lui vede tutto. Anche se non vediamo qui sulla terra la ricompensa che Lui ci ha promesso, ma in cielo c'è ancora di più. Amen? Quindi grazie mille, grazie a quelli che ci visitano di fuori, che anche se non sono della Shea Damit, fanno parte della nostra famiglia di Cristo. Grazie Vanessa, grazie Adriana, Paolo, grazie a tutti che siete venuti, poi il resto sono di casa. Però il cantante che è qui con noi, la Joyce è di casa, e il cantante che è della famiglia, che non è di casa ma è della famiglia, grazie per la tua presenza. Grazie Pastore Antonio che è qui di Albania, ha partecipato del raduno nazionale qui di pomeriggio. Pastore Renato Torres Moll e sua famiglia, Ashley, che poi c'è tanti nomi, a dipendere chi la chiama cambia nome. Sorella Ashley Mo, ma c'è un altro nome, Mihashi. Ashley Mihashi, quasi un battesimo. Grazie, la sua mamma che è qui con noi, i bambini, grazie mille perché sono sempre, abbiamo passato tanto tempo lontani, ora il Signore ci ha portato, ci ha messo vicini e ci ha dato la possibilità di cooperare uno con l'altro. Questo è bontà di Dio e regalo del Signore, grazie mille. Preghiamo per i bambini. Pace a tutti, amen. Vogliamo pregare. Signore Gesù, in questo momento ti vogliamo presentare questi bambini. Signore, tu conosci ogni genitore, Signore, di questi bambini, visita ognuno, Signore, completa la missione nelle nostre case, capacita ognuno, Signore, caccia via ogni infermità nelle scuole, Signore, sulle maestre, Signore, che lo spirito maligno non trova questi bambini a scuola, per strada, in casa, che il tuo sangue, Signore, sia ogni bambino, Signore, ogni genitore anche, Signore, visita anche le maestre che prendono cura di loro. E io, Signore, ti chiedo una benedizione speciale perché loro, Signore, hanno il tuo cuore, Signore, verso di loro, e ti chiedo, Signore, una benedizione perché loro possano crescere nella tua casa, obbedire ai genitori nella santità, perché, Signore, tu vuoi così, perché loro crescano, Signore, nelle vie e obbedendo, Signore, ogni genitore. Benedice, Signore, ognuno e sia con noi. Amen. Amen, gloria a Dio. Chi vuole sentire la parola? Amen. Pastore, mi permette o ti passo il trabalho? Amen. Il pastore ci dice di prima della parola sentire la sorella, una sorella che non è di vicino, ma è da lontano, da lontanissimo. Ma è della nostra famiglia di Cristo, della nostra casa Shea Damit, l'Arca Missionaria, però in Svezia, la missionaria Mirella, che è lì in Svezia, che lavora insieme a noi, non lavora insieme a lei. Vogliamo portare un saluto, perché non può venire senza parlare almeno due parole, non può tornare così. Quindi subito dopo la missionaria noi sentiamo il pastore.
Saudamos da igreja com a paz do Senhor. Godo Fritz. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Alleluia. Gottfried, non lo so cosa. Ó, Deus é Good Fritz. grande, Deus é fiel. Dio è grande, Dio è fedele. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui na Itália no dia Ringrazio de il hoje, Signore per questa opportunità che mi dà di nuovo di essere qui in Italia, de estar festejando com as minhas irmãs em di Cristo. essere qui festeggiando insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli in Cristo. A primeira vez que eu vim aqui, eu quero ser bem rápida. Io voglio essere veloce, Tinha nada para trazer, estava ali só recebendo. stavo lì solo ricevendo. Mas a primeira vez que eu vim aqui, o impacto que eu tive foi muito de aprendizado, Ma la de prima volta che sono experiência. stata qui ho avuto un impatto molto grande di apprendizaggio e di esperienza. E eu tenho amadurecido muito. Io sto maturando molto. Passei 10 anos da minha vida orando para que o Senhor colocasse alguém no meu caminho para Io- me ajudar na minha caminhada. Io ho pregato per 10 anni chiedendo al Signore che mi aiutasse, che mettesse qualcuno per aiutarmi nella strada del Signore. E na pandemia, o Senhor assim colocou o pastor João Vitor e a missionária Priscila E na nella minha vida. pandemia il Signore ha messo il pastore Victor e la missionaria Priscilla nella mia vita. E com este casal eu tenho aprendido muito. E con questa coppia io sto imparando tanto. Toda viagem que venho fazer aqui na Itália, Tutte le volte che vengo qui in Italia, eu observo tudo. io osservo tutto. Passo na peneira, Ecco, come si dice? Preparo. Passo nello scolino. e levo Posso para a scendere nello Suécia scolino e porto quel contenuto in Svezia e compartilho com as irmãs que estão per lá condividere também. con le sorelle che sono lì. Então, eu agradeço ao Senhor Quindi ringrazio il Signore por esse casal, per questa coppia, pelas pessoas que Ele tem levantado. per le persone che Lui ha alzato. A primeira etapa da minha vida foi com Deus, La- lá na Suécia, eu e Deus. La prima tappa della mia vita è stata solo con me e con Dio in Svezia. E nessa segunda etapa, o Senhor levantou eles. E nesta seconda tappa il Signore li ha alzati. E tem levantado mais pessoas, mais suporte para me ajudar. E sta alzando più persone e ci dando più supporto. Quando eu pensei que a terra era infértil, Quando io pensavo che la terra era infertile, o Senhor me fez ver o que ninguém conseguiria ver. il Signore mi ha fatto vedere quello che nessuno vedeva. A terra está florescendo. La terra sta fiorendo Os brotos estão começando a sair. e sta germogliando. Ninguém está conseguindo ver, Magari qualcuno non vede, mas o Senhor permitiu eu ver. ma il Signore mi ha permesso di vedere. Está florando. Sta germogliando, sta fiorendo. A terra está pronta. La terra è pronta. A terra está adubada. La terra è adubata. A Concimata. terra era seca, igual o sertão do Brasil. La terra era secca come quello sertão, Rachado. diciamo deserto di Brasile. Rachado de todos os lados. Con le crepe dappertutto. E eu clamava ali naquele país. E io clamavo lì in quello paese. Deus, Dio, adube essa terra. concima questa terra. Faça florescer essa Fa terra. fiorire questa terra. Porque a terra é difícil. Perché la terra è difficile. Coração difícil. Cuore difficili. Cultura difícil, nova para mim. Cultura nuova, difficile per me. Idioma também difícil, Senhor, para mim. L'idioma difficile anche per Me me. ajude. Aiutami. Foi o Senhor que permitiu eu chegar. Il Signore mi ha permesso di Porque eu não arrivare. tive a oportunidade de conhecer Deus lá no Brasil. Perché io non ho avuto l'opportunità di conoscere Dio in Brasile. Mas Ele fez assim. Se apresentou a mim Ma Lui si è presentato a me aos meus 23 anos de idade. quando avevo 23 anni Naquele país. in quello paese. E eu estava servindo a um Deus que eu não sabia o meu futuro. Io stavo servendo a un Dio e non sapevo il mio futuro. Mas no decorrer da minha caminhada, Ma a lungo della mia vita, Ele foi revelando os segredos dele para mim. Lui ha cominciato a rivelare i suoi E segreti a me. continua revelando. E continua a rivelare. E eu sou grata por tudo E que io Ele tem sono feito grata para mim naquele país. Per tutto che Lui sta facendo a me in quel paese. País que me ensinou Paese che mi ha insegnato a ser serva, a essere serva, a agradecer a Ele por tudo, a ringraziare a Lui per ogni cosa, a agradecer porque a graça dele me basta. ringraziare perché la sua grazia mi basta. Ele me ensinou que a minha graça te basta. Lui mi ha insegnato che la sua grazia mi basta. Se a minha graça te basta, Se la sua grazia mi basta, você não precisa de mais nada. non hai bisogno di niente in più. Seja fiel a mim. Sia fedele a me, Não olhe para trás. non guardare dietro, Siga avante.
segua avanti, porque eu sou contigo. perché io sono con te. E eu agradeço a Ele, Io ringrazio a Lui, só a Ele, soltanto a Lui, porque eu sei o que eu passei. perché io so cosa ho affrontato. Essas lágrimas Queste lacrime é de gratidão è di gratitudine ao Deus a Dio que lá naquela terra distante che in quella terra così me lontana deu a oportunidade, mi ha dato me l'opportunità, deu os documentos que eu precisava, mi ha dato i documenti che avevo me bisogno, deu o idioma na ponta da minha língua mi deu l'idioma, ha messo l'idioma nella mia para bocca eu falar perché io do parlasse que Ele fez na minha di vida, quello che Lui ha fatto nella o mia que Ele vita, ainda vai di fazer. quello che Lui farà ancora, Evangelizar nas ruas da Suécia evangelizzare sulle strade e della dizer que Ele está Svezia voltando. e dire che Lui sta Esse é tornando. o Deus que eu sirvo naquele Questo è il país. Dio che io servo lì. E agradeço a Io oportunidade. ringrazio l'opportunità. Amen. Glória a Deus. Meus irmãos, a alegria está aqui ainda Fratelli, sono felice di essere ancora qui e poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. e poter condividere ancora una porzione della parola di Dio. Oh, feliz em conhecer Pastor Antônio, Felice di conoscere il pastore Antonio, rever irmã Mirela, rivedere la sorella Mirella, todos os irmãos e obreiros aqui em Itália. tutti i fratelli e operai qui in Italia. Agradeço as orações dos irmãos. Ringrazio la preghiera dei fratelli. O Senhor também tem nos abençoado ali na Alemanha. Il Signore ci ha benedetto lì in Germania. Com muitas dificuldades Con tante difficoltà e muitos e gigantes, tanti giganti, mas o Senhor tem mostrado o seu poder ma il Signore ci fa vedere la sua potenza e a cada dia nos dá ânimo para continuar. e ogni giorno ci anima a continuare. Demoramos muito para conseguir fazer um trabalho evangelístico, Ci ha voluto un po' più di un pochino di tempo per riuscire a fare un lavoro evangelistico, pois havia muitas dificuldades perché ci sono tante difficoltà e a igreja estava muito parada, inerte e nesse quindi la trabalho. Chiesa era anche molto ferma in questo lavoro. Mas o Senhor nos permitiu fazer uma evangelização Ma il Signore ci ha permesso di fare un'evangelizzazione junto com alguns irmãos de uma igreja alemã. insieme ad alcuni fratelli della Chiesa germanica, E naquele dia Deus deu um grande sinal, tedesca, scusatemi, e quel giorno Dio ci ha dato un grande segno. pois quando voltamos da evangelização, que era feita em duplas, Quando siamo tornati dall'evangelizzazione che è stata fatta di 2 in 2, e eu fui em trio, porque eu não falo ainda io totalmente sono bem. andati con più 2 perché io non parlo ancora totalmente la lingua. Os irmãos se reuniram para dar o relatório I fratelli si sono riuniti per fare il resoconto e os irmãos alemães começaram a chorar e a falar em e i línguas, tedeschi hanno cominciato a piangere e parlare in lingue dizendo: hoje Deus fez uma grande coisa. dicendo: oggi Dio ha fatto una grande cosa. 14 almas aceitaram a Jesus na rua. 14 anime hanno accettato Gesù sulla strada E eles estavam como criança, e loro avevano i bambini. agradecendo porque Deus estava fazendo aquilo. Loro erano come bambini ringraziando a Dio perché aveva fatto quello. E ali eu vi que Deus só quer que a gente dê o nosso passo. E lì io ho visto che Dio vuole soltanto che noi diamo i nostri Se a passi. gente ficar apenas olhando dificuldade, a gente não faz nada. Se noi guardiamo appena soltanto le difficoltà non facciamo niente. Mas damos o passo da fé Noi diamo il passo della e fede Deus dá o passo do e milagre. Dio dà il passo del miracolo. Glória a Deus. Gloria a Dio. Romanos 16, Romani 16, nós temos aqui uma lista de pessoas noi abbiamo qui un elenco di persone e algumas frases chave para a nossa compreensão. e alcune frasi chiavi per la nostra comprensione. Aqui Paulo está escrevendo, fazendo o que já foi feito aqui essa noite, uma lista de agradecimentos. Qui Paolo sta facendo cosa è stato fatto anche questa sera, un elenco di ringraziamenti. Talvez alguém poderia pensar, para que é que isso ficou registrado? E magari qualcuno può pensare, ma perché questo viene registrato? Pois
a ideia é que isso serviria apenas diretamente para aquelas pessoas. Perché l'idea è che questo servirebbe soltanto direttamente a quelle persone. Mas se o Espírito Santo registrou, Ma se lo Spirito Santo ha registrato, tem propósito. c'è un proposito. Nós temos aqui vários nomes, mas o destaque essa noite são nomes de mulheres. Noi abbiamo qui tanti nomi, ma stasera facciamo menzione dei nomi delle Pois donne. é um evento de mulheres e o Perché tema também fala de mulheres È una colaborando, não é? conferenza delle donne e anche il tema parla del femminile. E nós temos aqui quase 10 nomes de mulheres Noi abbiamo qui quasi 10 nomi di donne que aparecem no versículo 1, che appargono nel versetto 1, 3, 3, 6, 6, 7, 7, 10 10 e 13. e 13. Mulheres que se tornaram destaque no meio da igreja que estava nascendo. Donne che si sono staccate nelle chiese che nascevano. A primeira delas é Febe, no versículo 1. La prima è Febbe nel primo versetto. Em 3 aparece Priscila. 3 appare Priscilla. No 6, Maria. 6 Maria. Júnia, no 7. 7 Giunia. No 12, duas irmãs gêmeas. 12 sono due sorelle gemelle. E também uma outra irmã chamada Pérside. E anche un'altra sorella che si chiamava Perside. E no 13, uma que não aparece o nome, mas é conhecida como a mãe de Rufo. 13 c'è un'altra che non c'è il suo nome, ma è conosciuta come la mamma di Rufo. Naquela sociedade em que isso foi escrito, In quella società dove questo è stato scritto, a mulher não tinha muito espaço. la donna non c'era tanto spazio. E eu sei que no mundo existe uma corrente chamada feminismo, E io so che nel mondo c'è una corrente chiamata femminismo, que usa uma máscara de aparente defesa da mulher, che usa una maschera di apparente difesa della donna, mas na verdade o feminismo é uma ideologia satânica. ma in realtà questa è una ideologia satanica. No fundo, o feminismo tem uma origem diabólica, In fondo c'è un'origine diabolica, pois propõe à mulher uma essência e uma natureza que o próprio Deus não deu. perché propone alla donna un'essenza, una natura che il proprio Dio non l'ha data. E o feminismo, na verdade, não traz nada novo. Il femminismo in realtà non porta niente di nuovo, Porque se tem alguém que pensou e valorizou a mulher, foi Deus. perché se c'è qualcuno che ha pensato e valorizzato la donna è stato Dio. A igreja não precisa de feminismo La Chiesa non ha bisogno di femminismo para promover a figura da mulher. per promuovere la figura della donna. A própria Bíblia já faz isso. La propria Bibbia fa questo. Em vários momentos, e não só no Antigo Testamento, In tanti momenti e non solo nell'Antico mas Testamento, também no Novo, ma anche nel Nuovo. vamos ver Deus dando à mulher coisas que na cultura elas não tinham. Vediamo Dio dando alle donne delle cose che nella loro cultura non avevano. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, Per esempio, quando Gesù risuscita, a primeira testemunha ocular la prima testimonia oculare que Jesus escolhe para anunciar que ele tinha che ressuscitado Gesù sceglie per annunciare che lui aveva risuscitato foi uma mulher. è stata una donna. Naquela cultura, In quella cultura, testemunho de mulher testimonio di una donna não valia no tribunal. non valeva nel Se tribunale. você tivesse uma causa na justiça Se tu avesse una causa nella giustizia e a testemunha fosse uma mulher, e la testimonia fosse una donna, a causa era perdida. la causa era persa. Mas Jesus já quebrou esse protocolo. Ma Gesù ha già rotto questo protocollo. Ele poderia ter pedido para Pedro ou João, que foram lá no túmulo, Lui poteva chiedere a Pietro e Giovanni che sono andati nel tumulo, avisar aos obreiros. avvisare agli operai, Mas ele fez isso com Maria Madalena. ma lui ha fatto questo con Maria Maddalena. Foi ela que ele disse: È stata lei che lui ha detto. avise aos obreiros que eu estou indo lá fazer uma reunião com eles. Dice agli operai che io sto andando lì per fare una riunione con loro. Com certeza eles não acataram logo essa informação. Sicuramente loro non hanno ricevuto bene questa informazione. Até que Jesus foi marcando encontro com outros para que percebesse que ela não estava tendo um delírio. Finché Gesù ha fatto degli appuntamenti con altri perché loro percepiscono, potevano percepire, capiscono, grazie, che era vero.
Assim também a mulher do fluxo de sangue. Anche la donna del flusso di sangue. Jesus também fez por ela algo diferente. Gesù ha fatto per lei un qualcosa di diverso, Porque pela lei aquela mulher não podia tocar em ninguém. perché per la legge quella donna non poteva toccare nessuno. Era considerada impura Era considerata impura por causa do fluxo sanguíneo, da Per- hemorragia. a causa del suo flusso sanguigno, l'emorragia. Mas aquela mulher, ela tinha tanta fé Ma quella donna aveva tanta fede que ela disse: eu vou quebrar a lei, che ha detto io romperò questa legge, mas antes mesmo que eu seja punida pela lei, ma anche prima che sarò punita dalla legge serei justificada. sarò giustificata. Porque o simples ato de tocar em Jesus, Perché il semplice atto di toccare in Gesù, ainda que fazendo isso de maneira imperceptível lá anche nas se suas, facendo questo di modo na, impercettibile na orla lì, das suas vestes, nel lembo dei suoi vestiti, mas ela estava cometendo um crime na lei ma lei mosaica. stava commettendo un crimine nella legge mosaica. Por isso que Jesus fez questão de expor aquela mulher, Per questo che Gesù ha esposto quella donna, para testar a sua fé per testare la sua fede, e para nos provare la sua ensinar uma fede lição. e insegnarci una lezione. Jesus sabia quem tinha lhe Gesù tocado, sapeva che aveva toccato, mas ele queria não mostrar aquela mulher que ele sabia, mas as outras pessoas, ma lui non voleva mostrare quella donna che lui sapeva, ma quelle che erano intorno, porque ela estava tão convicta de que foi curada perché lei era così convinta che è stata guarita que ela deu o toque che lei toccò e não precisou fazer mais e non nada. ha fatto più niente. E Jesus perguntou: alguém me tocou? Gesù ha domandato: ma qualcuno mi ha toccato? E o discípulo: claro, a multidão está ao teu redor. E hanno detto: ovviamente la folla ti opprime. E ele disse: não é um toque físico, Ma non sto parlando di un tocco eu fisico, estou falando de toque que gera poder. sto parlando di un tocco che genera potenza. Todos estão batendo em mim, todos estão me Tutti mi apertando. toccano, tutti mi opprimono. Mas alguém me tocou e saiu de mim um poder assim. Ma qualcuno mi ha toccato e è uscito di me una potenza. E não é que Jesus perdeu o poder. Non è che lui ha perso il potere. Jesus cedeu o poder. Gesù ha dato il potere. E aquela mulher recebeu a sua Quella cura. donna ha ricevuto la sua Ela poderia ter guarigione. ficado calada. Lei poteva essere lì zita. Ele descobriu. Ah, lui ha scoperto. Não posso falar. Non posso parlare. Mas ela sabia que estava curada. Ma lei sapeva che era guarita. Fui eu. Sono stata io. Eu toquei. Io ti ho toccato. Mas não me condene, Ma non condannarmi. porque eu já estou curada. Perché io sono già guarita. Ela foi de um jeito Lei è andata di un e modo. voltou de È outro. tornata di un altro. Jesus conhecia aquela mulher. Gesù conosceva quella donna. Deus sempre teve um cuidado com as mulheres. Dio ha sempre avuto una cura speciale con le donne. Mesmo que a cultura daquele tempo Anche se la cultura di quel tempo colocasse a mulher em outra posição, mettesse la donna in un altro posto, Deus estava sempre honrando as mulheres. Dio onorava sempre le donne. Toda mulher que é com uma serva de Deus, Tutte le donne che era come una serva di Dio, que conhece a palavra de che Deus, conosce la parola di Dio, sabe que é valorizada pelo Senhor. sa che è valorizzata dal Signore. E por isso que o capítulo 16 de Romanos, Per questo il capitolo 16 di Romani, escrito por um pastor, scritto da un pastore, agradecendo o trabalho dos operários, dos cooperadores da ringraziando il congregação, lavoro degli operai, dei collaboratori della congregazione, nos traz grandes ci lições. porta grandi lezioni. Ele começa com Febe, Lui comincia con Febbe, chamando-a de nossa irmã chiamandola di nostra sorella e dizendo que ela servia na congregação de Sencreia. e dicendo che lei serveva nella congregazione di Cencrea. Interessante que o termo usado aqui era o termo para diácono. Interessante che il termine usato qui è il termine per diacono, Mas Paulo não usa esse termo para dar o título a ela. ma Paolo non usa questo termine per dare un titolo a lei. Ele não Título. diz a nossa diaconisa Ferbe. Lui non dice la nostra diaconessa Febbe, Ele chama Ferbe de irmã, lui chiama Febbe di sorella, embora diga que ela serve. e anche se dice che lei serve. É como se ele estivesse dizendo a nossa irmã que diacona, digamos assim. È come se lui dicesse la nostra sorella che eserce il diaconato. Veja que essa irmã não recebe o título, Vediamo, questa sorella non riceve il titolo, embora faça o trabalho. anche se fa il lavoro. Uma grande lição para nós, Una grande lezione per noi, porque muitas pessoas perché tante persone só querem fazer o trabalho vogliono fare il lavoro se receberem um título. soltanto se ricevono un titolo. Ah, se você me der uma credencial, Se tu mi darai una um credenziale, crachá, un badge, escrito em negrito com letras maiúsculas, scritto con lettere grandi, diaconisa maiuscole. Ferbe,
Diaconessa Feber, eu posso ajudar a carregar aqueles pratos. se è così, io posso aiutare a portare quei piatti. Mas Ferbe nos ensina uma lição. Ma Febbe ci insegna una lezione. Eu não preciso de título para servir. Io non ho bisogno di titolo per servire. Eu posso ser irmão e irmã, Io posso essere fratello o sorella, desde que eu sirva ao Senhor. che io possa servire il Signore. Quando alguém perguntar, Febe, quem você é? Quando qualcuno domanderà a Febbe, ma chi sei? Eu sou uma serva. Io sono una serva. Você não precisa se preocupar. Non hai bisogno di preoccuparti. Ai, qual é o título que eu vou me apresentar? Qual è il titolo che devo presentarmi? O pastor não me deu nada, não me falou Il nada. pastore non mi ha dato niente, non mi ha parlato niente. Eu vou perguntar a ele. Io domanderò a lui. Não, eu sou serva. No, io sono serva. Assim como os homens, eu sou um servo. Così come gli uomini, io sono una serva. Porque Jesus não prometeu recompensa para diácono, Perché Gesù non ha promesso una ricompensa per i diaconi, nem para presbítero, né per presbiteri, nem para pastor, né pastori, ou bispo, o bispi, ou apóstolo, apostoli, ou qualquer outro título que queiram ter. o qualsiasi altro titolo che vogliono avere. Em João 12, Giovanni 12, Jesus disse: aonde eu estiver, Gesù dice, dove io sarò, ali estará o meu lì sarà il mio servo. servo. É assim que Jesus nos chama. È così che Gesù ci É chiama, assim que ele nos vê. è così che Lui ci legge, Independente da credencial que a gente carrega. indipendente dalla credenziale che noi portiamo. Não pense que no dia que entrarmos nas mansões celestiais, Non pensate che nel giorno che entreremo per le porte del cielo, uma voz vai bradar: una voce bradirà, entre, dirà, pastor Renato. entri pastore Renato, Vai dizer: entre, meu servo. dirà entri servo mio. Talvez alguns vão ficar até decepcionados. Magari qualcuno saranno delusi. Servo não, Senhor, eu sou pastor. Servo no, Signore, io sono pastore. Ele disse: bem-aventurado Lui ha detto beati. aquele servo Beato quel servo que quando o Senhor che vier, quando il Signore verrà o achar na posição. lo troverà nella Ele não vai posizione. nos chamar de pastor bom e fiel. Lui non chiamerà pastore buono e fedele. Ele nos chamará de servo bom e fiel. Lui ci chiamerà servo buono e fedele. Então, queridos irmãos, se contentem em ser um servo de Deus. Quindi, cari fratelli, contentatevi di essere servi di Dio. Na Alemanha há muitas In igrejas. Germania ci sono tante chiese. Eu já percebi isso lá. Io ho percepito questo lì. E muitas delas são feitas até por mulheres. Che tante sono portate anche dalle Que donne. disse: aqui ninguém me valoriza. Che dice, qui nessuno mi dà Eu valore. estou aqui há muito tempo e nunca me deram uma carteirinha com um título antes do meu nome. Io sono qui da tanto e non mi hanno mai dato una credenziale col mio nome. Então eu col vou alugar titolo. uma salinha e vou dar o meu próprio título. Quindi io affitterò una stanzetta e mi darò il titolo. Talvez haverá uma grande decepção na mansão eternal. Magari queste persone saranno deluse nelle mansioni Porque os celestiali. anjos não estarão na porta distribuindo títulos. Perché gli angeli non saranno lì alla porta distribuendo titoli, Mas o Cordeiro de Deus estará lá dentro ma l'agnello di Dio sarà lì dentro distribuindo recompensa distribuendo ricompense para servo. per servi. Lembra do que Jesus disse na parábola? Ricorda di quello che Gesù ha detto nella parabola? Muito bem, servo. Parabéns, servo. Complimenti, servo. Foste fiel no pouco. Sei stato fedele nel poco. Sobre o muito te Sul colocarei. molto ti metterò. Foste fiel aqui em Sei Firenze, stato fedele qui a Firenze. lá em Belluno, Belluno, em Verona, Verona, na Alemanha, Germania, naquela congregação. quella congregazione. Foste fiel naquele Sei departamento. stato fedele in quello naquele dipartimento, trabalho. in quello Isto lavoro. representa o pouco, Questo rappresenta il poco. uma parte do reino, Una parte del uma regno. parcela do reino de Deus. Un pezzo del regno di Quem é Dio. fiel nesta parcela Chi è fedele in questo pezzo desfrutará do reino todo. usufruirà di tutto il regno. É isso que Jesus disse: foste fiel no pouco, È questo che Gesù ha detto: sei stato fedele nel poco, foste fiel aqui numa parte do reino, sei stato fedele qui in una parte del regno, te levarei para o reino todo. ti porterò Na eternidade. al regno completo nell'eternità. No versículo 3 aparece outra mulher, Nel versetto 3 appare un'altra donna, o casal Priscila e la Áquila. coppia Priscilla e Aquila. Eram crentes de Roma, Erano credenti di foram Roma, expulsos pelo império, sono stati espulsi fugiram
foram para imperio, Corinto sono scappati a Torinto e a depois Corinto, foram congregar em Éfeso junto com Paulo. e dopo sono stati a congregare in Efeso con Paolo. Esse casal ajudou muito aquele apóstolo. Questa coppia lo ha aiutato tanto. Eles abriram até a porta da sua casa para começar cultos. Loro hanno aperto la porta della loro casa per cominciare i culti. E aqui tem algo interessante, E qui c'è una cosa interessante. porque naquela cultura o nome do homem vinha sempre na Perché frente. in quella cultura il nome dell'uomo veniva sempre avanti. Mas quando Paulo escreve, ele coloca primeiro o nome da Ma mulher. quando Paolo lo scrive, mette prima il nome della donna. Não é porque Paulo era feminista. Non è perché Paolo era femminista. Claro que não. Ovviamente. É porque Deus estava honrando aqui irmã Priscila. Perché Dio stava qui onorando la sorella Priscilla. E o que é que essa mulher, juntamente com o seu marido, fizeram para se destacar nessa lista? E cosa loro hanno fatto per avere questo per destacarsi in questo elenco? Paulo chama-os de cooperadores ou de ajudantes em Jesus. O que foi que eles fizeram para se destacar nessa lista? Cosa loro hanno fatto per essere evidenti in questo elenco? Paulo chama eles de trabalhadores em Jesus. Paolo li chiama lavoratori in Gesù. Mas se eu perguntar aqui nessa noite, quem trabalha para Jesus? Se io domanderò chi lavora per Gesù, Aí todos nós levantamos a mão. tutti noi alzeremo le mani. Mas há níveis e níveis de Ma ci trabalhadores. sono livelli e livelli di lavoratori. Há trabalhador que vem e só faz o que lhe mandam. Ci sono lavoratori che vengono e fanno fa soltanto quello che dicono. Se tiver 3 cadeiras, mas lhe pediram para carregar 2, Se ci sono 3 sedie, ma mi hanno chiesto di portare 2, ele carrega 2. porta soltanto 2. E alguém diz, ah, mas havia ali uma E terceira. qualcuno dice, ma c'era una Eu terza. estou fazendo o que me pediram. Io sto facendo quello che mi hanno chiesto. E Jesus dá um título para esse tipo de E servo. Gesù dà un titolo per questo tipo di O servo. servo que faz certinho como lhe mandaram. Il servo che fa quello giusto quello che hanno mandato. Lá em Lucas está registrado o título que Jesus dá a esse servo. In Luca è registrato il titolo che Gesù dà a questo servo. Servo inútil. Servo inutile. Quem é que chama alguém de servo inútil? Chi è che chiama qualcuno di servo Você inutile? pode pensar, é o diabo. Puoi pensare è il diavolo, É Jesus. ma è Gesù. Jesus chama alguém de servo inútil em Jes- Lucas 17:10. Gesù chiama qualcuno di servo inutile in Luca 17:10. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Così anche voi quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. É por isso que há níveis e níveis de servos. Per questo ci sono livelli e livelli di servi. Ao servo que só faz se for empurrado, C'è il servo che fa soltanto se è spinto, há aquele que faz bem feito, mas só o que lhe mandam. quello che fa ben fatto ma soltanto quello che gli dicono. Mas há servos como Priscila, Ma ci sono servi come Priscilla, que o versículo 4 diz que dão a própria vida. che il versetto 4 dice che danno la loro vita. Eles La própria expuseram vida. a própria cabeça, diz Paulo, no versículo 4. Nel versetto 4 Paolo dice che loro hanno rischiato la loro testa per I- Paolo. Quando estavam em Éfeso, que Paulo sofreu perseguições, Quando erano in apedrejamentos, Efeso che Paolo ha sofferto persecuzioni e lapidazioni, eles estavam juntamente com ele. loro erano lì con Paolo. Correram risco de morte. Hanno rischiato di morire. E Paulo viu esta mulher E Paolo ha visto questa donna encorajando o seu marido incoraggiando il suo marito e dizendo: vamos sofrer por Cristo. e dicendo soffriamo per Cristo. Porque há mulheres que quando vê o perigo, Perché ci sono donne che quando vedono il pericolo diz para o marido: dice al marito: corre, corre, tô fora disso. io non contare su di me. Deus chamou a gente para reinar e não para sofrer. Dio ci ha chiamato per regnare, non per soffrire. Mas Priscila, eu creio que era ela que encorajava o marido. Ma io credo che qui era Priscilla che incoraggiava il suo Por isso marito. que Paulo colocou o nome dela aqui na frente. Per questo Paolo ha messo il suo nome per primo. Deus usou essa mulher como uma injeção de ânimo para Áquila. Dio usava questa donna come una dose di animo per il suo Vamos marito. evangelizar, Andiamo ad evangelizzare. mas podemos ser apedrejados. Ma possiamo essere lapidati. E com certeza já conheciam a palavra. Sicuramente conoscevano già la E ela parola. disse: mas bem-aventurados os perseguidos. E lei diceva, ma beati i Vamos, perseguitati. maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Andiamo, più grande è quello che è con noi di quello che è nel mondo. Há mulheres que Deus usa para encorajar a igreja. Sono donne che Dio usa per incoraggiare la Chiesa. Mulheres que têm um espírito de
valor dentro do seu coração. donne che c'è un spirito di valore dentro il suo cuore. São mulheres como Deus fez, mulheres. Sono donne come Dio li ha fatti, Mas são donne, como Débora, ma come Deborah, mulheres que não têm medo do che perigo. non hanno paura del pericolo, Não porque são poderosas, non perché sono potenti, mas porque conhecem o onipotente. ma perché conoscono il nonnipotente, Conhecem o El Shaddai, o conoscono Todo-Poderoso. l'El-Shaddai, il Tutto-Potente. Sabem que quando oram, o Senhor responde. Sanno che quando si prega il Signore risponde. Sabem que o Senhor tem livramento para Che dar. il Signore c'è liberazione per dare. No versículo 6 aparece Maria. Nel versetto 6 appare Maria, Um nome comum que era muito dado a muitas mulheres. un nome che erano date a tante donne, Mas comune. esta Maria se destaca Ma questa si evidenzia porque é uma pessoa que trabalhou. perché è una donna che ha lavorato. Mas aqui nós temos uma palavra quantitativa. Ma qui noi abbiamo una parola quantitativa. Não basta trabalhar. Non basta soltanto lavorare. Uma vez no ano, Una no volta dia do all'anno, raduno, nel giorno del raduno, ou apenas quando dá vontade. o soltanto quando viene la voglia, quando Não, se la essa mulher sente. trabalhou muito Quest- pelo Evangelho. Questa donna ha lavorato molto per il Vangelo. Deus não quer apenas qualidade de trabalho. Dio non vuole soltanto qualità di lavoro. Ele quer quantidade, Lui vuole anche la quantità, frequência, frequenza, assiduidade. assiduità. Pessoas com quem podemos contar em todo o tempo. Persone che possiamo contare tutto il tempo. Pessoas que trabalham com unidade. Persone che lavorano con unità. Verso 6, ela é dita que é alguém que trabalhou muito por nós. Era alguém que trabalhava com visão de unidade. Versetto 6 dice che lei era una che lavorava con la visione di unità. Nossas irmãs têm trabalhado para o Senhor. Le nostre sorelle hanno lavorato stanno lavorando per il Signore. Têm trabalhado em grande quantidade para o Senhor. State lavorando in grandi quantità per il Signore. E têm trabalhado em unidade com os demais. E state lavorando in unità con gli altri. Há um espírito de união entre todos que fazem a obra do Senhor. Esiste un spirito di unione in tutti che fanno l'opera del Signore. No versículo 7 aparece outra mulher. Nel versetto 7 c'è un'altra donna. Júnia, esposa de Andrônico. Giunia, moglie di Andronico. Aqui Paulo chama eles de companheiros de prisão. Qui Paolo li chiama compagni di prigione, Mais um casal que suportava sofrer por Cristo. ma una coppia che sopportava soffrire per Cristo. E aqui Paulo faz questão de citar o nome das E mulheres. qui Paolo fa ha piacere di citare i nomi delle Porque a donne. mulher tem uma capacidade de fala, de persuasão. Perché la donna c'è una capacità di parlare per persuadire. Há mulheres que puxam o esposo para baixo Ci sono donne che portano il marito giù, e há aquelas que elevam para cima. quelle che portano su. Priscila e Júnia colocaram os seus maridos para cima. Priscilla e Giunia li mettevano su. E os seus maridos sofriam por causa do evangelho. I suoi mariti soffrivano per l'Evangelo. É por isso que uma esposa de obreiro não pode ser qualquer tipo de mulher. Per questo una sposa di un operaio non può essere qualsiasi tipo di donna. Porque o operário é alguém que vai sofrer por Cristo. Perché l'operaio è qualcuno che soffrirà per Cristo. E se a sua esposa não suportar E sofrimento, se la sua moglie non sopporterà la sofferenza, ela vai ser a primeira a convidar esse homem a abandonar o chamado. sarà la prima a invitare il suo marito a abbandonare la chiamata. Mas quando essa mulher tem convicção do Deus a quem ela Ma serve, quando questa donna c'è convinzione nel Dio che serve, ainda que o marido que tem que ser viril, que tem que ser forte, anche se il marito che deve essere forte, fraqueja diante do perigo, una volta si indebolisce davanti al pericolo, essa mulher cheia de convicção diz para ele: não pare. questa donna piena di convinzione Vamos lo em dice, frente. non fermare, andiamo Como é avanti. que vai ser? Eu não sei. Come sarà? Io non so. Onde está a força? No Senhor. Dove è la forza? Nel Signore. Quem vai trabalhar por nós? O Espírito Chi Santo. lavorerà per noi? Lo Ele Spirito nos Santo. ajudará. Lui ci Mulheres que têm aiuterà. fé, mulheres que têm valor, Donne di fede, di que valore. têm o Espírito do Che Senhor. c'è lo Spirito del Signore. São essas mulheres que colaboram com o Evangelho Sono de queste Jesus. donne che collaborano con il Vangelo di Gesù. Mulheres que entraram para uma galeria de agradecimento. Donne che sono entrate in una galleria di ringraziamento. Andrônico e Júnia foram um dos primeiros casais missionários da fé cristã. Andronico e Giunia sono stati uno dei primi missionari della fede cristiana. Interessante que o versículo 7 diz que eles se destacaram entre os apóstolos. Dice qui che loro si sono evidenziati tra gli apostoli. Apóstolos só houveram 12.
apostoli sono stati soltanto 12, mas 2 que não receberam título, ma 2 che non hanno ricevuto titolo, mas que fizeram o trabalho. ma che hanno fatto il lavoro. Não receberam título de apóstolo. Non hanno ricevuto il titolo di apostolo. Você não vai ver em nenhum lugar da escritura apóstola Júnior. Non vedrai mai scritto apostola Giunia. Até em português ou italiano não combina apóstola. Cioè, sia in italiano che portoghese non è nemmeno bella la parola apostola. Mas mesmo sem o título, Ma anche senza il titolo, essa mulher tinha unção apostólica. questa donna aveva un'unzione apostolica. Esse casal foi plantador de igreja. Questa coppia è stata, ha impiantato tante Foram chiese. desbravadores no reino de Deus. Sono stati lavoratori nel regno di Dio. Foram para lugares que ninguém queria ir. Sono andati dai posti che nessuno voleva Entraram andare. até em prisões. Sono entrati in prigioni. Mas aonde chegaram, o evangelho produziu libertação. Ma dove sono arrivati il Vangelo ha prodotto salvezza. Aleluia! Sobre o Senhor, sobre a tua vida, o Senhor quer derramar uma unção Sulla diferenciada. tua vita il Signore vuole versare un'unzione diversa. Unção para te destacar entre os excelentes. Unzione perché evidenziarti tra gli eccellenti. Porque no reino de Deus a fonte é Perché inesgotável. nel regno di Dio la fonte non c'è fine. Deus tem medidas de unção nova a cada Dio dia. c'è misura di unzione nuova E ogni Ele giorno. pode nos usar de uma maneira nova a cada Lui ci può instante. usare di un modo nuovo ogni giorno. Pense em pessoas que Deus já usa muito, Pensa in una persona che Dio usa tanto. que são até referências para Che você. sono riferimenti per te. Deus pode e quer lhe usar ainda mais Dio do que può e eles. vuole usarti ancora di più nel suo Porque regno. a unção de Deus não se esgota. Perché l'unzione di Dio non c'è fine. Eita, eu derramei tudo nos apóstolos. Ma io ho versato tutto negli E apostoli. esse casal queria ser E missionário. questa coppia voleva essere Não missionaria. tem mais unção. Non c'è più unzione. Não, a fonte é inesgotável. No, la fonte non c'è fine. Ainda que Deus use alguém do nosso lado, Anche se Dio usa qualcuno Ele più pode te attorno, usar ainda Lui mais. ti può usare ancora di più. Ele só quer disponibilidade. Lui vuole disponibilità. Espírito que está pronto para Ele. Spirito che è pronto per Lui. Não alguém que fica apenas olhando para o vento, Non qualcuno che guarda soltanto il vento. mas alguém que diz, Senhor, qual é a rota? Ma qualcuno che dice, Signore, Qual é o qual è caminho? la Eu quero rotta? saber só o caminho. Qual è la strada? Io Eu voglio só sapere quero solo la saber onde é strada. para botar o pé Io que eu vou voglio sapere caminhar. soltanto dove devo Eu mettere i irei, piedi per camminare. Senhor. É isso que Deus quer, È meus questo che irmãos. Dio vuole, fratelli. Esse casal se destacou entre os apóstolos Questa coppia si è evidenziata tra gli apostoli. e foram pioneiros antes de Paulo. E sono stati pionieri prima di O Paolo. verso 7 diz: eles são antes de mim em Cristo. Il versetto 7 dice, loro sono prima di me in Cristo. Versículo 12, nós temos agora outras 3 mulheres. Versetto 12 abbiamo ancora 3 donne. As irmãs gêmeas, Trifena e Trifosa. Le sorelle gemelle Trifena e Trifosa. E esse nome no grego E questo nome nel greco tem um significado totalmente pagão. c'è un significato totalmente pagano. Na origem do nome, Nell'origine del nome, essas duas irmãs receberam o nome que significa como duas mulheres que vivem de festa em festa. loro hanno ricevuto un nome come se fossero delle donne che vivevano di festa in festa, Desfrutando dos prazeres da vida. sfruttando dei piaceri della vita. O nome dela significa isso. Il loro nome significa questo. E os irmãos sabem que naquela cultura, E i fratelli sanno che in quando se quella dava um cultura nome a uma pessoa, non si dava un nome a una persona. estava imprimindo o caráter que ela ia ter. Quando si dava il nome era impresso il carattere che lei Ela ia dovrebbe carregar possedere. o poder daquele nome sobre ela. E il potere di quel nome era su quella persona. E os pais dela lhe deram nomes pagãos. E i suoi genitori gli hanno dati nomi Com pagani. certeza não eram crentes. Sicuramente non erano credenti. Mas na vida dessas gêmeas, Ma la loro vita, a gente lembra que Deus transforma maldição em bênção. noi possiamo ricordare che Dio cambia maledizione in Talvez benedizione. alguns aqui, se dependessem dos pais, Magari qualcuno qui, se dipendesse dai genitori, nunca saberia nem quem é Jesus Cristo. non potevano mai sapere chi è Gesù Cristo. Talvez alguns aqui, dependendo do lar em que nasceram, Magari qui qualcuno, a dipendere da dove sono nati, morreriam como inimigos de Cristo. morirebbero come nemici di Cristo. Mas o que ele fez na vida dessas gêmeas, Ma quello che lui ha fatto nella vita di queste continua gemelle, fazendo em nossas vidas. continua a fare nella nostra vita. Pessoas que receberam um nome para dar errado, Persone che hanno ricevuto un nome per andare male, mas Deus chama para dar certo. ma Dio chiama perché dia
che vada a buon fine. O nome delas era para elas viverem nas boates, E con questo nome loro dovevano vivere nelle discoteche, nas orgias desta vida, nas coisas mais feias. nelle cose più brutte di questa vita. Mas do versículo 12 diz que elas trabalhavam para o Senhor. Ma nel versetto 12 dice che loro lavoravano per il Signore. Aleluia! Deus vai transformar a maldição em bênção. Dio trasformerà maledizione in Aleluia! benedizione. Trabalharam para o Senhor e, na verdade, queridos irmãos, o verbo que ele usa fala de uma ação constante. Lavoravano per il Signore, in realtà quello verbo che lui usa parla di un'azione costante. Elas eram conhecidas como duas formiguinhas que estavam sempre andando Erano conosciute come due formiche che stavano sempre de di um qua e lado là, para o outro fazendo a di una obra do parte Senhor. all'altra facendo l'opera del Trifena, Signore. você está indo para onde? Trifena, ma dove vai? Estou indo para a consagração. Sto andando a consacrazione. E à tarde? È di pomeriggio. Eu vou visitar duas irmãs ali que Io estão visiterò enfermas. due sorelle lì che sono E a malate. noite? E di sera Tem estudo bíblico. c'è un studio biblico. E na madrugada? E di notte Vou aproveitar para orar. io approfitterò per Estavam pregare. sempre envolvidas com as coisas de Deus. Erano sempre coinvolte con le cose di E quem Dio. está envolvido com as coisas de Deus E chi è coinvolto con le cose não di tem Dio tempo para pecar. non c'è tempo per O peccare. diabo bate lá na porta Il diavolo bussa alla porta. e você pode gritar lá de dentro. E tu puoi urlare da dentro. Chegasse atrasado, cão. Sei arrivato in ritardo, O cane. Espírito do Senhor chegou primeiro. Lo Spirito del Signore è arrivato Ele per encheu primo. a minha casa. Lui ha riempito la mia casa. Encheu a minha Ha alma. riempito la mia anima. Estou cheio da presença Io dele. sono pieno della sua Pode presenza. bater na porta. Puoi bussare alla Eu porta. não vou abrir mais. Io non aprirò Porque più. dentro da casa está o meu Perché Senhor. dentro da casa è il mio Signore. Aleluia. O Senhor Alleluia. está no centro da minha vida. Il Signore è nel centro della mia vita. Trabalhe para o Senhor. Lavori per il Signore. Dedique-se ao Senhor. Dedicati al Signore. Porque Ele chamou você para isso. Perché Lui ti ha chiamato per questo. Assim como Pérside, Anche così come que Perside, neste mesmo versículo che in questo stesso versetto é alguém conhecida que trabalhou muito no Senhor. è qualcuna è conosciuta che ha faticato tanto per il Signore. É uma expressão parecida com a de Maria do versículo 6. È un'espressione simile a quella di Maria nel versetto 6. É uma pessoa que trabalhou Che ha lavorato, muito si è affaticata tanto, e não trabalhou para homens. ma non ha lavorato per gli uomini. Trabalhou para o Senhor. Ha lavorato per il E quem Signore. trabalha para o Senhor E chi lavora per il nunca Signore fica decepcionado. non è mai deluso. Quem trabalha para o Senhor nunca fica frustrado. Chi lavora per il Signore non è mai Quando deluso. você ver alguém na igreja Quando vedi qualcuno in chiesa triste por não ter recebido o reconhecimento de triste alguém, perché non ha ricevuto é riconoscimento di porque não qualcuno, trabalhou para o Senhor. perché non ha lavorato per il Signore. Por que você está triste, irmã? Perché sei triste, sorella? Ah, porque eu fiz todo esse raduno e o irmão não me aplaudiu. Ah, perché ho fatto tutto questo raduno e il fratello non mi ha applaudito. Nunca faça para Deus, Non faccia mai per Dio, esperando dos homens. aspettando dagli E nunca uomini. faça para os homens, Non faccia per gli uomini, esperando para de Deus. aspettando per Dio. Porque o que é de homem é de homem. Perché quello che è dell'uomo E è o che è di dell'uomo, Deus è di Deus. quello che è da Dio è di Dio. Os homens aplaudem, Gli uomini dão applaudono, likes, lascia i like, mas depois estão falando mal. ma dopo parla male. Mas o Senhor Ma il Signore é aquele que chama-nos de servo bom e è fiel. quello che ci chiama di servi buoni É e aquele que fedeli. nos guarda a nossa recompensa. È quello che tiene la nostra Paulo disse: ricompensa. todos me abandonaram. Paolo ha detto tutti mi hanno abbandonato. Ninguém me ajudou. Nessuno mi ha aiutato. Mas o Ma Senhor il Signore fechou a boca do ha leão chiuso la bocca del e leone visitou-me aqui. mi ha visitato qui. Daniel ficou preso na cova do leão. Daniele è stato lì chiuso nella tana Dario dei chegou lá leoni. do outro lado da pedra. Sono arrivati lì dall'altra parte della De manhã pietra. cedo. Daniel, Nella mattina presto ha urlato: como é Daniele, que estás? dove sei? E Daniel disse: eu estou muito chateado. E Daniele ha detto: ma io sono arrabbiato. Ninguém veio me ajudar. Nessuno mi è venuto a Até aiutare. você me traiu. Anche te mi hai tradito. Não, irmão, quem serve a Deus não fica No, decepcionado. fratelli, chi serve a Dio non è deluso. Como é que tu estás, Daniel? Come sei, Daniele? Eu estou muito bem, rei. Io sto molto bene. O re. Senhor Il Signore enviou um anjo mi ha mandato un e me angelo livrou da boca e dos mi ha leões. liberato della bocca dei leoni. O Senhor que você serve não te Il Signore decepciona. che tu servi non Ele ti te vê quando delude. ninguém te Lui ti vê. vede quando nessuno ti Ele te vede. ouve quando ninguém te Lui ti ouve. ascolta quando nessuno ti Ele ascolta. entende quando ninguém Lui ti capisce entende. quando nessuno ti Ele capisce. sabe o que ninguém sabe. Lui sa quello che nessuno sa. Seja sincero. Sia sincero. Seja verdadeiro. Sia vero. Faça com fidelidade. Faccia con fedeltà. Porque há um Deus com chamas de Perché fogo. c'è un Dio
Dio con chiama di fuoco. que está vendo Che vedi tudo. tutto. E no dia final E nel giorno finale estará com as mãos abertas para te sarà recompensar. con le mani aperte per Nós ricompensarti. cantamos aqui hoje à tarde, Abbiamo cantato o oggi chamado oggi custa alla sera. vida, La chiamata mas nós costa la temos vita. uma garantia. Ma noi abbiamo una garanzia. Não é nenhum banco que nos dá esta Non è garantia. nessuna banca che ci garantisce. Nenhum pastor nos dá essa garantia. Nessun pastore ci garantisce. Nenhuma aliança de pastores dá esta garantia. Nessuna alleanza di pastori ci dà Nenhuma questa caixa de garanzia. jubilação. Nemmeno la Nenhuma previdência. pensione. Nada, nada, nada. Niente. A garantia é do Senhor. La garanzia viene dal Signore. Paulo tinha essa garantia. Paolo aveva questa garanzia. Eu combati o meu combate. Io ho combattuto il buon combattimento. Eu completei a minha Io ho carreira. finito la mia carriera. Eu guardei a minha Io ho fé. tenuto la mia A fede. minha parte eu fiz. La mia parte ho fatto. Eu lutei. Io ho lottato. Eu andei. Io ho camminato. Eu fui fiel. Io sono stato fedele. Agora eu sei que a minha E io recompensa so che la mia ricompensa está guardada no meu è Senhor. custodita col mio Aleluia! Signore. Tem Alleluia. muita gente, irmão, que trabalha para Ci Deus. sono tante persone che lavorano per Fica aí Dio. uns 20, 30 anos trabalhando para Jesus Rimani lì 20-30 anni lavorando per il Signore, per e já Gesù, acha que é muita coisa. e pensa che è tanta cosa. Mas quem trabalha muito, na verdade, é Deus. Ma chi lavora tanto in realtà è Dio, Porque trabalha por nós desde a eternidade. perché lavora per noi dall'eternità. Jesus disse: O meu Pai trabalha até agora. Gesù ha detto il mio padre Io lavora também. finora, anch'io. Muitos irmãos querem ir para o céu, Tanti vogliono andare in cielo, mas porque vê o céu como descanso. perché vede il Ai, cielo meu Deus, não come vejo a hora de riposo. vir para o céu, que não vai ter mais esse negócio de raduno. Não vai ter que organizar mais conferência. Oh Signore, io voglio andare subito in cielo perché non ci sarà più queste Mas cose o di céu raduno, não é di uma casa de. conferenza. O céu não é uma casa de idoso, um asilo de descanso. Ma Não il é. cielo non è un posto di riposo dove ci sono gli anziani. A eternidade é lugar de trabalho. L'eternità è un posto di lavoro. Só que é trabalho sem cansaço. Però è lavoro senza stanchezza. Trabalho sem reclamação. Lavoro senza murmurazione. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 22. Vediamo cosa dice Apocalisse 22. Quem não gosta de trabalhar não pode ir para a eternidade. A chi non piace lavorare non può andare in cielo. Porque Apocalipse 22 Perché l'Apocalisse è 22. e o versículo 3, 22 e 3, nos diz que ali nunca mais haverá maldição. 22:3 dice che lì non ci sarà più alcuna maledizione. Porque ali está o trono de Deus e do Cordeiro, Perché lì sarà il trono di Dio e dell'agnello e os seus servos o servirão. e i suoi servi lo serviranno. Tá vendo que a Bíblia sempre chama a gente de servo? Vedete che la Bibbia ci chiama sempre E os i seus servi pastores o servirão. e i suoi pastori li Os serviranno. seus missionários o I suoi servirão. missionari lo serviranno. As apóstolas servirão. Le apostole lo serviranno. Servo. Servi. Não precisa levantar a mão. Non ha bisogno di alzare la mano. Mas será que tem servo aqui? Ma sarà che qui ci sono dei servi? Servo. Servi Que faz para Deus che fa per Dio até quando não é solicitado. anche quando non è sollecitato. É quando melhor non que è a gente chiesto. já vá exercitando, treinando. È buono che dobbiamo esercitare. Porque é isso que nós vamos fazer na eternidade. Dobbiamo allenarsi perché è questo che dobbiamo fare Só que aqui a gente nell'eternità. faz ainda no peso da maldição. Qui facciamo ancora nel peso della maledizione. Vai carregar uma bandeja, tropeça. Devi portare un vassoio e inciampa. Vai botar uma lâmpada, leva um choque. Metti la lampada e prendi una scozza. Vai tocar um instrumento, desafina. Suonerà un strumento, vieni un po' male. Porque o trabalho ainda está sobre maldição. Perché il lavoro è ancora sotto una Mas maledizione. quando vier novos céus e nova terra, Quando verrà i nuovi cieli e la nuova o terra, trabalho será perfeito. il lavoro sarà perfetto. Ninguém vai ficar cansado. Nessuno sarà stanco. Nós estamos cansados essa noite. Noi siamo stanchi stasera. O nosso corpo já está Il cansado. nostro corpo è Embora già que a stanco. nossa alma está alegre. Anche se la nostra anima Mas mesmo assim nós gioisce. estamos aqui, irmãos. Ma anche così ci siamo. Porque nós nos alegramos em servir. Perché ci rallegriamo in servire. Imagine quando esse serviço não estiver mais sobre o peso de maldição. Immaginiamo quando questo servizio non sarà più sotto il peso della A gente vai maledizione. competir com o anjo, irmão. Noi competiremo con gli angeli. Quem trabalha mais. Chi lavora di più. Aleluia. Porque você chega num trabalho como esse pela noite, os irmãos já estão assim, glória a Deus. Arriviamo a questo lavoro così, la sera i fratelli sono già così. Mas gloria na a Dio. eternidade não vai ter mais isso. Ma nell'eternità non sarà più Vai così. ser anjo para um lado e anjo para o outro. Angelo da una parte e angelo E dall'altra. crente para um lado, crente para o Credenti outro. da una parte e credenti E
E aí, un'altra. anjo, tá indo pra onde? Angelo, dove stai andando? Eu tô indo ali tocar uma harpa. Io vado lì. Eu suonare também tô l'arpa. indo ali glorificar a Deus. Io sto andando lì glorificare Ei, Dio. anjo, tá indo pra onde agora? Dove vai adesso? Eu tô indo ali pra diante do trono. Io andrò davanti al Eu vou me trono. prostrar diante do Io mi cordeiro. prostrerò davanti a Eu Dio. tô indo agora também. Io andrò ora. Aqui, se alguns se prostrarem, Qui se qualcuno ci o prostra. corpo não deixa levantar de novo. Qui magari se qualcuno si Mas si chegará ginocchia, aquele tempo il corpo non si alza più. em que o nosso corpo estará livre de toda Ma ci maldição. sarà un tempo che il nostro corpo sarà libero di Ficaremos tutte le em pé, nos maledizioni. ajoelharemos, Possiamo alzarci, até voaremos se ginocchiarci, preciso for. e voleremo se avremo bisogno. Não teremos asa, mas teremos corpo Non glorificado. avremo le ali, ma avremo un corpo E alguém até glorificato. pergunta onde é que a gente vai morar na eternidade. Qualcuno può domandare, ma dove abiteremo nell'eternità? A Bíblia não diz La Bibbia non dice se é no céu nem é na terra. se nel cielo o nella terra. Porque teremos corpo glorificado. Perché avremo i corpi gloriosi. A gente vai ter liberdade para estar entre o céu e Noi a avremo terra. libertà per andare tra il Entre cielo a e la terra e o terra. céu. Tra la terra e il cielo. Sempre servindo e adorando ao Rei da Glória. Sempre servindo e adorando il Re della Gloria. Por isso precisamos treinar enquanto é dia. Per questo dobbiamo Treinar, exercitar alienarci mentre è giorno. esta vida de serviço. Questa vita di servizio, Trabalhando muito lavorando tanto no Senhor. nel Signore. Temos trabalhado? Noi stiamo lavorando? A quantidade desse trabalho pode ser adjetivada La como quan- muita. La quantità di questo lavoro può essere aggettivata come molta, E esse trabalho está sendo quantità, feito quantitativa. no Senhor. E questo lavoro sta essendo fatto nel Signore. Repito o que falei à tarde. Io ripeto quello che ho parlato Não di basta pomeriggio. trabalhar para o Senhor. Non basta lavorare per il Signore. A gente tem até uma canção muito tradicional do Brasil. Noi Eu quero abbiamo una trabalhar canzone para meu Nel Senhor. Brasile che dice io voglio lavorare per il Signore. Mas segundo Romanos 16, Ma secondo Romani 16 é necessário trabalhar no Senhor. abbiamo bisogno di lavorare nel Signore. Tudo que fazer aqui Tutto che facciamo qui tem que ser feito na presença do Senhor. deve essere fatto nella presenza Amados del Signore. irmãos, Cari fratelli, tem gente trabalhando para o Senhor, ci sono persone lavorando per il mas Signore, não trabalha com o Senhor. ma non con il Signore. Prega sem orar, Predica senza pregare, ministra sem vida devocional. ministra senza una vita devozionale. Quer mandar todo mundo orar, mas ele não ora. Vuole dire a tutti di pregare, ma lui stesso non prega. Quer mandar todo mundo ser crente, mas ela não é. Vuole dire a tutti che devono essere credenti, ma E lei você non não è. vai ver a Bíblia elogiando ninguém por ser bom avaliador dos outros. E tu non vedi mai la Bibbia elogiando nessuno per essere valutatore degli altri. Quando você vê gente com tempo para ficar avaliando todo mundo, Quando vedi qualcuno che ha il tempo di valutare a tutti, é porque não faz nada. è perché non fa niente. E aquela irmã, tô percebendo que ela tem que chegar mais cedo. Io sto percependo che quella sorella deve arrivare più presto. Aquela eu percebo também que ela sai antes de acabar. Quella sto percependo che va via prima che finisca. E não sei como é que a pessoa vê tudo, porque está olhando aqui para frente. Io non so come la persona vede tutto perché sta guardando qui avanti. Mas a sua cabeça é um radar da vida de tudo e de todos. Ma la sua testa è il radar? Radar che vede la vita di tutti. Se está atento a tudo isso, Se è attenta a tutto questo, é porque não está fazendo è nada. perché non sta facendo niente. E não, você não vai ver nada na Bíblia. Non vedrai niente sulla Bibbia. Jesus dizendo, muito obrigado, minha filha. Gesù dicendo grazie mille, Porque figlia você mia, vigia muito bem o pessoal da igreja. perché tu fai che tu fai la camera della chiesa. Muito obrigado porque você analisa o que todo mundo faz. Grazie perché tu valuti tutto che tutti fanno. No reino de Deus não tem pesquisa de satisfação. Nel regno di Dio non c'è una ricerca di soddisfazione. Porque na igreja não tem cliente. Perché nella chiesa non c'è cliente. Nós somos uma comunidade de servos. Noi siamo una comunità di servi. É por isso que a Bíblia elogia o servo, Per questo che la Bibbia elogia il servo, não o avaliador do servo. non quello che avalia il servo. E antes de pegar uma régua para medir o que cada um está fazendo para o Senhor, E prima di prendere il righello per misurare quello che ognuno sta facendo per il Signore, peçamos para o Senhor passar essa régua em nós, chiediamo al Signore per prendere il righello a noi, para medir o que estamos fazendo para misurare Ele. a noi perché possa misurare quello che stiamo facendo per Oremos, Lui. Senhor, agrada-te de mim. Preghiamo, Signore, Agrada-te de mim, Senhor. aggradati di me, Signore. Eu sei que às vezes a gente ora, Deus, Io so che a volte noi preghiamo, Dio, marca encontro com aquela irmã. fissa un appuntamento Bota con essa quella mulher para sorella. trabalhar, Deus. Metti lei a lavoro, Dio. Não gaste tempo orando primeiro por si. No, sprechi un po' di tempo pregando prima per te. Enche-me, Senhor. Riempimi, Signore. Usa-me. Usami. Afina-me em tuas mãos. Eh, Lapida.
affinami nelle tue mani. Sim, lapida o meu ser, Modella il mio essere. para que eu fique no formato que te agrada. Perché io sia come a te piace. Como eu posso contribuir para o teu reino, Come io Senhor? posso contribuire per il tuo regno, O Signore. teu reino é tão grande. Il tuo regno è così grande. Eu sou infinitamente pequeno. Io sono così piccola. Mas como eu posso contribuir com o teu Ma reino? come io posso contribuire con il tuo regno? Sempre há algo para fazermos. C'è sempre qualcosa da fare, fratelli. Ninguém no reino de Deus é figurante. Nessuno nel regno di Dio è figurante. Não há vagas para meros espectadores. Non c'è posto per spettatori. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. Tutti noi abbiamo qualcosa da fare per il Signore. Se o Senhor Jesus Se il Signore Gesù escrevesse agora uma lista de agradecimentos scrivesse adesso un elenco di ringraziamenti, nesta noite stasera, e colocasse o nosso nome num versículo, e mettesse il nostro nome in un versetto, o que seria dito de cada um de nós? cosa sarebbe detto di ognuno di noi? Essa é uma reflexão Questa è una riflessione que cada um deve fazer de si mesmo. che ognuno deve fare di se stesso. Se Jesus, não é Paulo não, Jesus, Se Gesù, non Paolo, fosse Gesù fazer a lista de agradecimento dos trabalhadores facesse un desta era, elenco di ringraziamento dei lavoratori di stasera, como o nosso nome seria citado? come il nostro nome verrebbe menzionato. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Aproveite este momento para agradecer porque o Senhor lhe escolheu. Approfitta questo momento per ringraziare perché Dio ti ha scelto. Primeiramente, você poderia estar perdido no mundo, Prima che potevi essere un perduto nel mondo, mas a graça de Jesus te alcançou. ma la grazia di Gesù ti ha raggiunto. Você foi tornado filho de Deus. Sei diventato figlio di Dio. E agora você tem um lugar no corpo de Cristo. E ora hai un posto nel corpo di Cristo. Um lugar na videira verdadeira. Un posto nella vide. Então vera. peça ao Senhor Jesus agora para visitar o seu galho Quindi chiedi al Signore Gesù per visitare il tuo e traccio fazê-lo cada vez mais e frutífero. farlo ogni volta di più fruttifero. Senhor, nós estamos aqui em tua presença. Signore, siamo qui in tua presenza. E a tua igreja, Senhor, tem trabalhado para ti. E la tua chiesa sta lavorando per te. Tu conhece cada galho aqui essa Tu noite. conosci ogni tralcio stasera. Foste tu que nos enxertaste, Sei stato Senhor. tu che ti hai innestato. Derrama sobre nós a seiva da palavra. Versa su di noi la tua O parola. alimento do alto. L'alimento da su. Coloca, Senhor, o adubo do Espírito Santo em nós. Metti, Signore, i concimi dello Spirito Santo in noi. E nos faz crentes frutíferos E na ci tua fai presença. credenti fruttiferi nella tua presenza. Abençoa a tua igreja aqui em Benedice la Itália. tua chiesa qui in Nossos Italia. irmãos que estão nas variadas I nostri regiões. fratelli che sono nelle diverse regioni. Enche o teu povo de uma dose nova de vigor e de Riempi il tuo força. popolo di una dose nuova di vigore e di forza. Força sobrenatural. Forza soprannaturale. Porque há muito peso, Deus, Perché c'è tanto peso, Dio. que nos ronda, tanto peso espiritual, Tanto peso che ci circonda, tanto peso para spirituale. nos parar, Per fermarci. para nos Per entristecer, attristarci. para nos Per ferir. ferirci. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno Ma la tua parola dice che le não porte dell'inferno prevalecerão. non prevalleranno. Então derrama uma dose sobrenatural esta Quindi noite. versa una dose soprannaturale Em cada stasera. galho, Senhor, aqui. In ogni tralcio, Signore. Às qui. vezes o galho é muito fino, A volte il traccio è fino. Alguém se acha tão sottile. pequeno. Qualcuno si vede così piccolo. mas se está enxertado na Ma videira, se è innestato nella vite, o galho não vai se quebrar. il traccio non si romperà. Porque tu disseste que a cana trilhada, o galho fino não Perché quebraria. tu hai detto che il traccio sottile Porque non a tua si força romperebbe. está em nós, Perché Senhor. la tua forza è in noi, Queremos Signore. mais força. Vogliamo più forza. Queremos saúde. Salute. Multiplica a saúde do teu povo. Moltiplica salute per il tuo popolo. Saúde física. Salute fisica. Saúde espiritual. Salute spirituale. Aumenta as estratégias, Deus. Aumenta le strategie. Nos dá Signore. ferramentas. Ci dà le ferramente. Coloca na mão do teu povo, Senhor, agora. Metti, Signore, ora nella mano Ferramentas del de tuo popolo. trabalho novas. Ferramente nuove. Coloca em nossa mente estratégias novas. Metti nella nostra mente nuove strategie. Coloca em nossa boca palavras Poesie. novas.
Nella nostra bocca parole nuove. E enche-nos de vontade de te servir, Senhor. Riempici di voglia Levanta di servirti. reforço para esta igreja. Alza rinforzo per questa Eu te chiesa. oro nesta noite Io ti humildemente. prego stasera. Levanta reforço para a igreja na Alza Itália. rinforzo per la chiesa in Era Italia. Shargibirga Forgibirácia. Que os teus filhos se surpreendam com a tua Che i providência. tuoi figli possano essere sorpresi Que dalla olhem tua assim para o provvidenza. lado e digam: Senhor, tu és Che grande. guardino così al fianco e dicono: De Signore, onde sei veio eu grande. não sei, mas foi o Senhor quem Da mandou. dove vieni non lo so, ma il Signore ha Abre mandato. fontes, Senhor. Apri le fonti, Fontes inferiores e Signore. Fonti superiores. inferiori e E superiori. faz jorrar providência E sobre a tua fa- igreja. Fa scatenare provvidenza sulla tua Levanta chiesa. trabalhadores. Alza lavoratori. Salva. Salva. Discipula. Discipulla. Derrama dons. Versa dei tuoi doni. E faz ser instrumentos nas tuas E mãos. fai essere strumenti nelle tue mani. E os que aqui já estão, Senhor, Quelli che sono qui, Signore. sustenta cada dia. Sostieni ogni Sustenta, giorno. Senhor, Sostieni, Signore. com os nossos pés na rocha, Con i nostri piedi sulla roccia. mãos prontas para trabalhar Mani pronti per lavorare. e a mente ligada no E alto. la mente è connettata Que con nenhuma essa con seta l'alto. atinja a tua igreja. Che nessuna freccia colpisca la tua chiesa. Que nenhum peso nos pare. Che nessun peso ci fermi. Mas que possamos voar como águias. Ma che possiamo volare come aquile. Subir até as alturas do Espírito. Salire fino alle altezze Shari, dello ando Spirito. seremicanda xanabarahaya. Não nos deixa ser uma igreja rasteira. Ci lascia essere una chiesa Uma igreja superficial. superficiale. Que fica apenas no nível mais raso. Che rimane lì nel livello più raso. Mas nos faz subir, Senhor. Ci fa salire, Signore. Nos faz subir a lugares Ci fa altos. salire a luoghi alti. Nos faz ver o que ninguém vê. Ci fa essere quello che nessuno vede. Abre horizontes. Apri orizzonti. Abre porta nova. Apri nuove porte. Era sobrilha sergiminai. Abre portas Novas para a tua igreja na Itália. Apri nuove porte per la tua chiesa in Quebra Italia. o braço de Faraó, Senhor. Spezza il braccio di Farao. Quebra o braço de Nabucodonosor. Repreende as potestades. Alleluia. Repreende os principados. Scaccia via i principali. Põe um freio em Senaqueribe, Deus. Frena Senacheribe, Dio. Faz o inferno recuar. Fa l'inferno E que a tua tornare igreja indietro. avance. E che la tua chiesa Avance. E avance pelo poder do teu nella evangelho. potenza del tuo Vangelo. No poderoso nome de Nel Jesus, oro potente assim. nome di Gesù preghiamo così. Io loderò al Signor nella gioia, nel dolor. Canterò. Egli è il mio Salvator, Egli è il mio Signore, Egli è Re. Ancora. Io loderò al Signor nella gioia, nel dolor. Canterò. Egli è il mio Salvator, Egli è il mio Signore, Egli è Re. Aleluia. Tu puoi dare gloria al Signore? Alleluia. Egli è Re. Alleluia. Egli è Re. Gloria al Signore. Alleluia. Fratelli, abbiamo finito una giornata nella presenza del Signore. Vorrei invitare la missionaria Denisa, che è la tesoriera nazionale, per la presentazione del bilancio e la votazione, l'approvazione del bilancio che, come abbiamo detto, è stato messo a disposizione di tutti i fratelli in anticipo in ogni base missionaria. E così adesso noi faremo solo la presentazione e l'approvazione, perché non è stato nessuno rifiuto. Abbiamo inviato a tutti i fratelli delle basi missionarie, e vorrei invitare la missionaria Denisa, così
lei presenterà e noi facciamo ufficialmente la votazione come abbiamo previsto, rimandato di pomeriggio, ok? Per altri punti dell'ordine del giorno, tutta l'assemblea generale abbiamo discusso e prepareremo tutto ciò per portare all'assemblea generale, ai fratelli, quello che verrà fatto secondo il consiglio e l'assemblea ministeriale, che deciderà. In quei punti sono punti dottrinali, punti di liturgia, questo tocca all'assemblea ministeriale. Il punto che tocca all'assemblea generale è il bilancio e la riforma dello statuto per via della creazione della persona giuridica della Chiesa. Noi siamo un'associazione e noi faremo una riforma allo statuto per diventare una persona giuridica. Quello che sarà votato qua non è la riforma dello statuto, è la creazione di questa commissione che visionerà la riforma dello statuto, farà la visione della riforma dello statuto. Allora vorrei suggerire la sorella Milvia che faccia parte di questa commissione della riforma dello statuto. Amen. Lei che non fa parte dell'assemblea ministeriale, lei faccia parte di questa riforma. Vorrei anche suggerire che fratello João, che è della base di Scandici, faccia parte di questa riforma dello statuto. Quindi di qua del settore 1 ho già fatto la mia indicazione, Marco farà la sua, la sua, Verona farà la sua, e nell'assemblea ministeriale, fratelli, abbiamo come assemblea ministeriale votato e deciso che il fratello, che è il presbitero adesso, o Arison, con sua moglie Denise e la sua famiglia, da ora in poi saranno i nuovi coordinatori del settore 3, che è la provincia di Verona. Questa bandiera blu qua sembra Svezia, ma è Verona, perché la croce della Svezia è più su, la parte di là, e questa è più in mezzo. Ma io ce l'ho una lì do. Chi você quiser aqui é seu. Eu não tinha nada, irmã. Eu não avevo niente. Perché devo trattenere per me? È vero o no? Non dobbiamo... Voi è tuo. L'unica cosa che io non negozio è la mia moglie, perché è carne della mia carne. Il resto passa. Amen? Quindi la sorella Milvia e il fratello João faranno parte di questo, perché non possono fare parte dell'assemblea ministeriale, questo consiglio, perché l'assemblea ministeriale sono tutti gli operai e il consiglio direttivo è un altro, e quindi questa commissione deve essere una commissione di fratelli che non fanno parte né di questo né di quell'altro, è un altro che ci aiuteranno nella visione, nei suggerimenti, nella correzione, perché possiamo avere un statuto che sia dentro la legge ma che gradisca al Signore. Amen? Gloria a Dio. Quindi sono questi due fratelli. E la visione del bilancio. Allora, prima di iniziare devo dire delle cose, che la base di Belluno ha iniziato da luglio fino a dicembre, e quindi parto da quella base. Allora, c'è un affitto leggo tutto, va bene? C'è un affitto di 6.000, poi c'è luce, gas. Ah sì, ogni mese 1.000 euro, 1.000 euro al mese da luglio fino a dicembre. Le uscite? Ok, perfetto. Allora, i totali delle offerte mensili in chiesa sono 15.280,77 della base di Belluno.
Poi donazioni in banca sono 1.077, il totale delle entrate 16.357,77. C'è un equilibrio e totale delle uscite sono 8.220, quindi equilibrio di totale tra uscite e entrate sono 7.410,66 in più per quanto riguarda la base di Belluno. Per quanto riguarda la base di Legnago, totale di uscite sono 6.171,27, di cui invece totale delle entrate 5.231,18, che è composto da offerte mensili in chiesa 2.006,46 e donazioni in banca 3.224,72, per un equilibrio tra entrate e uscite di meno 54,48 euro. Questa è Legnago. Sì. Per la base di Pisa invece, che include sia Pisa che Montecervoli, sono totale di uscite 23.459,50, offerte per quanto riguarda totale entrate 20.861,58, per un equilibrio in più di 990,990,57. Per quanto riguarda la base di Firenze, qui che c'è tanto di più perché qui è da gennaio fino a dicembre, perché le altre basi, come ho detto al pastore, abbiamo parlato anche con il commercialista, risultavano le entrate da luglio, che i conti sono aperti da luglio dell'anno scorso fino a dicembre. E quindi per questo che Firenze è molto, molto più alta, era un unico conto. Invece da luglio si sono aperti in ogni base, ha il suo conto. Ogni settore ha il suo conto bancario. Allora, totale uscite per quanto riguarda la base di Firenze è 58.159,04. Invece il totale di entrate sono 57.966,57, per un saldo di equilibrio 342,22 in più. In tutte le basi, che è questo che abbiamo mandato anche al commercialista, che lui ha tutto, allora, totale uscite di tutte le basi sono 87.789,81 centesimi, di cui totale entrate 100.417,08 euro, per un equilibrio debito di tutte le banche sono 5.898,56. Le totale di entrate di 100.417,08 sono da offerte mensili in chiesa di tutte le basi, di tutti i settori, di 46.611,44, a crediti da bollettini e affitti e altri 5.850,00 e donazioni in banca 47.955,64. Quindi c'è un equilibrio di 5.898,56 in più. Grazie. Fratelli e sorelle, non so se è tutto chiaro, comunque chiedo per votazione se accettate il bilancio. Per alzata di mano. Chi alza la mano dice sì, eh? Ok. Mi sembrano più... Sì. Allora, totale delle entrate, come avevo detto, sono 100.417,08, di cui uscite sono 87.789,31,
pagati gli affitti, il reddito, i trasporti e tutte per quanto riguarda la roba che si è usata per l'Agape, il servizio contabilità, evangelizzazione, manutenzione generale, trasporti, tutto. E anche ad esempio caparre e spese di contabilità. Tutte queste uscite sono 87.789,31, quindi siamo in più. Quindi il bilancio è approvato, c'è qualcuno da esporre qualcosa? Bene, benissimo. Ok, mettiamo a verbale che il bilancio è stato approvato. Sì. Amen. Fratelli, con questo vorrei chiudere la nostra assemblea generale di quest'anno di 2026 nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi può dire amen? Amen. Che possiamo lavorare sempre con trasparenza. I libri cassa sono disponibili in tutte le chiese, e in tutte queste chiese c'è un responsabile per libro cassa. E uno che vuole domandare, vedere, non è un problema. Abbiamo tutti libertà per vedere, visionare, domandare, suggerire. Amen? E vorrei invitare la tesoriera Giuliana, la seconda tesoriera, che lei c'è la responsabilità con il ministero, che ha fatto la raccolta del ministero. Lei ci darà un resoconto della quota annuale dei ministri. Ok? Quanti ministri? Quanti hanno fatto la quota? E i fratelli ministri, che sono quegli operai che sono in quel gruppo, nell'assemblea ministeriale, noi abbiamo questa responsabilità. Quindi è inutile dire no perché io ho saputo. No, sappiamo di questo sempre, perché tutti i fratelli che sono del ministero sanno questa responsabilità da sempre, e che avevamo fino a oggi, che era il raduno, per fare il contributo della quota e della quota ministeriale, ok? Però vorrei invitare la tesoriera per portare il resoconto. Non hai fatto il conteggio di tutto, del totale? Sì, ti ho detto alla fine. Ah, ok. Allora, fallo il conto veloce, perché tanto 50 più 50 è 100. Allora, fratelli, per dire, questi soldi che entrano del ministero, che è la quota ministeriale, non vanno alla cassa delle chiese, perché è una questione ministeriale, va a una cassa di sicurezza della missione, che noi apriremo. Per la prima volta avremo questa cassa di sicurezza, che questi soldi saranno messi lì, riservati per una grande emergenza, un terremoto, una guerra, capito? Altro che questo non si toccano, perché i ministri invecchieranno, possano ammalarsi, e noi dobbiamo avere un risparmio per una emergenza verso di loro, ok? E anche verso la missione. Amen? Loro stanno facendo la chiusura, e vorrei dare a Priscilla per fare il sorteggio di quello che è, mentre loro finiscono, e così finiamo il culto. Vorrei ringraziare a tutti che sono stati presenti, i nostri fratelli. Vanessa, sono molto contento di rivederti, che Dio ti benedica. Drica, Paulito, Dio benedica a voi nel nome di Gesù. Pastore Antonio, grazie, muito obrigado. Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Mio amico Pastore Renato, una benedizione. Grazie a tutti, fratelli, infinite grazie, e grazie infinite per ciò che avete fatto in questi giorni di impegno, ma nel quotidiano, perché io posso dire, guardatemi qua, io posso dire
con gioia, che tutti noi fratelli lavoriamo durante tutto l'anno. Questo gruppo non è il gruppo di festa, è il gruppo dell'anno intero. È meglio avere un uccello in mano do che due volando. È vero o no? João, così? È meglio così. È meglio così. Amen? Gloria al Signore. Che Dio benedica a voi. Mi date un abbraccio? Ricevete questo abbraccio? Ma io non sto puzzando. Vorrei sapere se tutte le donne hanno preso un numerino. Manca la Val di Rene. Val di Rene quando era qualcosa. Tem que acrescentar aqui, né? Fernanda. Manca? Questo è, cioè, avete pazienza che è la nostra conferenza, quindi il premio è nostro. Chiederò alla missionaria Ashley di prendere un numero. Adesso ci penso. Se lei ha preso il suo non vale. Numero. Manca la Gladys. Manca la Gladys. Un momentino. Sì, per le prossime. Parlate ora, state zitte per sempre. Numero 28. Ho un quadro presente. Sorelle, prima scusatemi che ho anticipato le cose, vorrei ringraziare quelli che hanno fatto il premio. Abbiamo, come si dice patrocinio? Non so come si dice. Abbiamo dei cari collaboratori. Quello che ha guadagnato la Denilza ha fatto l'artista Sonia, che lavora qui con tutte queste belle cose, e ci ha regalato per il sorteggio. Poi abbiamo anche un voucher per mangiare a un posto buonissimo e bellissimo di Firenze, che è il Thai, e tu hai il diritto ancora di portare una persona, qui può essere una scena romantica. Questo qui è il Thai, non saprò dire il nome, Living Thai Food. Ok. Grazie fratello Raymond, sorella Elisabetta, che ci hanno dato la possibilità di, già che non possiamo andare tutte, possiamo andare possiamo andare, ma gratuitamente non c'è la possibilità. Quindi loro hanno regalato la possibilità a una coppia, quindi grazie. E anche c'è un voucher qui di un sconto su design sopracciglia e colori henna da Type Nauls, ok? Solo belle cose. Prendiamo un altro numero. Perché o outro não pode. Não, pega o seu, irmã. Numero. Ma sempre su 20. 24. Porque isso é melhor dar isso, porque deixa eu dar no restaurante pra alguém. Pra aí. Não é não. Pastore Renato.
preso il numero 9. È venuta con la mano piena, tornerà con la mano piena. Pastore Renato ha preso l'ultimo numero. Mamma mia, sempre lì. Numero 20. Ah, no! Ma che... Invitami a mangiare al Thai. Allora, mettiti in piedi, questa signora, nostra missionaria, quella signorina missionaria, devi portare una persona con te al Thai. No! Preghiamo per la missionaria Josiane, guarda, una ragazza bella, singola, libera, e la sua chiamata è essere moglie. Vediamo, c'è piccola a 1 maggio per usare, a 1 giugno, fino lì. Fai un date. Che Dio vi benedica. Ci sarà un date. Un dente. Eu festeggiare nel suo compleanno. Allora, missionaria Giuliana. Allora, ok. Allora, pastore, io ho raccolto 20 firme, quindi 20 nomi di 20 operai. E ho raccolto ho raccolto le firme di 20 operai. Ne mancano alcuni fratelli che non sono venuti, non c'erano, e ho raccolto le quote di 18 operai. Ne mancano 5 quote più quelli che mancavano stamattina. Ok? Quindi ho raccolto 750 euro. Ecco, fratelli, questi sono quello che ha raccolto. Chi ancora non ha fatto, cercate la Giuliana per organizzarsi, e così questi soldi verranno versati lunedì nella cassa di sicurezza. Amen? Abbiamo finito? Ok, che Dio vi benedica. Mettiamoci in piedi. Aspettate che un attimo. Fratelli, vieni qua Priscilla, è stato mio compleanno di Priscilla a marzo, ma perché tutti i fratelli, per non fare venire fin qua a marzo per un culto di gratitudine, io ho detto a loro, guarda, noi saremo già insieme 1 maggio. Io quello che desidero è solo che la Chiesa preghi per me e per Priscilla. Quindi voi pregate sempre per me. E allora oggi fate un'altra preghiera. Amen? Quindi vorrei chiedervi di pregare per noi, e vorrei invitare la Priscilla, che è questo è il nostro compleanno oggi, è la festa del nostro compleanno, perché la mia festa è questa, è essere con voi. Amen? Amen. Io chiederò a voi di sedersi. Facciamo la preghiera un po' dopo. Vorrei invitare l'uomo più bello che è qui. Chi è? È mio marito. Chi è quest'uomo più bello? Allora, noi vogliamo, iniziamo con noi, dopo passiamo l'opportunità alle basi missionarie, ok? Facciamo una cosa veloce per l'orario, quindi ognuno abbia
questo in mente. Iniziate. Volevo lasciare un versito ai pastori, saluto la Chiesa come a parte di Dio. Un versito veloce perché siamo tutti stanchi e volevo che la Chiesa leggesse con me. Amém? Numeri capítulo 6, versículo 24, anche 25. Amém? Leggiamo tutti insieme. Abbiamo trovati? E l'Eterno ti benedica e ti custodisca, e l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te, e ti sia propizio. E l'Eterno rivolga il suo volto su di te, e ti dia la pace. Amém? Io volevo dire tante cose, ma dirò soltanto una cosa che è più importante di tutti, che il nostro pastore sia pieno dello Spirito Santo di Dio, amém? Perché se lui è pieno dello Spirito Santo, tutte le cose andranno bene, amém? E chi è felice con il nostro pastore? Io sono il primo, amém? No, il primo. Allora, io vorrei parlare alla Priscilla, lascerò il versicolo in Proverbi 31:30. La donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. E noi lodiamo il Signore per la tua vita. In questo giorno siamo molto grati, Signore, per la donna che sei, per la donna forte che sei dimostrata in questi periodo e voi avete passato molto difficile con i pastori, è passato un periodo molto difficile con la sua salute e tutti noi abbiamo visto la forza che gli dava. Questo per noi è stato un esempio molto grande, perché sei stata una donna che è stata a fianco a lui anche nel dolore, nel soffrire, perché lo sappiamo che te hai pianto tanto a vedere lui soffrendo. Questo per noi è stato un esempio di una donna forte, di una donna che teme il Signore, di una donna che non lascia le difficoltà di abbattere, perché in tutto il tempo ne sorrideva. In tutto il tempo tu era qui a sorridere mentre suo marito soffriva, mentre te soffriva, mentre tutta la chiesa vedeva e te era sempre a fianco a lui. Siamo grati per questo esempio e Dio benedica grandemente la tua vita. Vorrei invitare i fratelli della chiesa di Estantite per dare una breve parola, la Elisa e Remo. Raymond. È una brava. E rimanete qui per dopo fare una foto tutti insieme, ok? Pace a tutti di nuovo. Ora io ovviamente le farò un versetto al pastore, però io vorrei ringraziare veramente il pastore perché diciamo che è una persona meravigliosa, con tanta pazienza, perché avere tante pecore, compreso quella della barba bianca che sono io, è un po' difficile, no? E noi sappiamo come facevano i pastori quando una pecora scappava sempre, no? Gli rompevano un piede di modo che questa pecora stasse insieme all'altra e prendesse un po' di confidenza. Ora immaginiamo questo, il nostro pastore se ci rompesse un piede a ognuno di noi, che è quello che meritiamo qualche volta. Quindi io vorrei ringraziare lui e la sua moglie per la pazienza e la dedicazione e la curatezza che hanno con le anime che il Signore le ha affidato. Penso che il suo compito maggiore è curare le pecore, e quindi curare le pecore è un grosso problema, soprattutto in un paese come questo, quando arriviamo
vogliamo cambiare identità, vogliamo cambiare modo di comportarci, e quindi il pastore e la moglie ovviamente devono sopportare tutte queste cose. Quindi io lo ringrazio a loro due da parte della parte mia, da parte della Descandici, e io spero che il Signore continui soprattutto a darle la visione di questa opera, e che questa visione che il Signore ha dato a loro, non facile, sia una missione che porterà dei grandi frutti spiritualmente, con tutte le difficoltà che possiamo vedere, ma io sto vedendo un grande futuro spirituale in questa opera. E quindi io vorrei ringraziare loro due nuovamente, e vorrei lasciare dire qualcosa a mia moglie, e poi gli devo dire un versetto della Bibbia per loro due. Pace a tutti. Io non sono tanto di parlare in pubblico, questa cosa non mi piace, preferisco dire le cose alle persone, magari scrivere un bel bigliettino. Però se l'ho detto un'altra volta al pastore anche a Priscilla, e voglio ringraziarle perché mi hanno fatto sentire come parte di una famiglia, questa mancanza che aveva di sentire questo caldo. E mamma mia, mi fa sentire che sono davvero la mia famiglia della stessa sangue, non una famiglia che Dio mi ha fatto in questa vita, perché mi mancava tante cose in questa parte, della parte spirituale, e loro due me l'hanno dato insieme alla sua famiglia, con la Paola, Josie. Hanno cambiato tutto in me, tante cose mi stanno facendo cambiare per la parte buona. Volevo chiederle a Dio che le dà tante cose buone per la sua vita, e lo so che Dio avrà tante, però tante cose buone per loro due che magari nessuno immaginiamo, però solo Dio c'è questa cosa e lo sai quando lo darà, e quel desiderio per loro due già sta in cammino, ma Dio c'è una data di questa cosa. E Salmi 78-72, ovviamente qui parliamo di pastori. Ed egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Pastore, che lei ci curi con un cuore integro e ci guidi con la mano sapiente che il Signore le ha donato a voi due. Amen. Allora vorrei chiamare il fratello evangelista Marco e la sua moglie. E Pisa. Perso Denisa è richiesta alla cassa. Denisa. Montecervo. Tanti auguri a voi. per noi io sono un po', si vede, no? Sono un po' particolare, no? Però il fatto è che vedete com'è, la famiglia non ci si sceglie, non ce la scegliamo, e questo vale in tutti i sensi, ovvero che io per il mondo non dovevo essere qui a fare gli auguri al pastore e a Priscilla, per il mondo non dovevo essere qui insieme a voi, non vi ho scelto. Non è che un giorno sono entrato in chiesa e ho detto allora io voglio andare lì e voglio fare quello. Non è che un giorno ho detto guarda, c'è il fratello Wallace, che bello, allora pastore, guarda, è bello. Non è così, e per tanti di noi non ci scegliamo. Siamo a sedere accanto perché siamo fratelli e sorelle, ma perché siamo concepiti da un'idea del Signore. Non siamo qua perché siamo scelti dalla Chiesa, siamo qua perché siamo la scelta di Dio. Gesù Cristo ha scelto
gli uomini, perché ci ama. E questo amore deve essere tra fratelli e sorelle. Tra fratelli e sorelle noi sappiamo benissimo che, non mi nascondo, non è tutto rose e fiori. Io ho un fratello e molto spesso discutiamo, ok? Ho un fratello nella carne, figlio di mio padre e di mia madre. Figuratevi coi fratelli di quale non sai la storia, quanto puoi capire in realtà fino in fondo. Ma vedete, il fatto è che non dobbiamo capire. Non dobbiamo capire. Perché? Perché lo Spirito Santo, il Signore, spande i suoi doni sulla Chiesa. Quindi il pastore mi ha sempre detto: il Signore, io sono la scelta di Dio per quest'opera. Ok? Quando abbiamo parlato insieme tante volte discutiamo perché? Perché abbiamo idee diverse, ma il Signore appiana. Il Signore appiana, il Signore mostra la strada, il Signore cerca, il Signore parla, perché è il Signore che dirige l'opera. La Chiesa non è la padrona del ministero, è Dio il capo della Chiesa. Gesù Cristo è il capo della Chiesa e noi siamo il corpo. Per questo io sono grato al Signore di avermi fatto conoscere questa parte di corpo. Che sì, tutti noi siamo imperfetti, nessuno di noi è perfetto davanti a Dio, nessuno di noi è un supereroe, non ne conosco, se c'è un supereroe tiri sulla mano, Però quello che vi dico è che siamo qua perché? Perché riconosciamo che nel giorno del loro compleanno magari possiamo anche dire che siamo grati a Dio per la loro vita. Amen? Amen? Gloria a Dio. E vi volevo lasciare un versetto a nome mio e di mia moglie, che lo leggerà mia moglie. Geremia 29:11. Poiché io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Amen? Gloria a Dio. Vorrei invitare la missionaria Giamilli e presente alla chiesa di Montecevole. Non ho detto io. Pace a tutti. Posso parlare in portoghês? Minha cabeça não funciona não. Auguri pastore, Priscilla. Que Dio vi benedica. Auguri pastore, Priscilla, che il Signore vi benedica tantissimo. Per me è molto difficile essere qui davanti per parlare, ma io vi voglio tanto bene. A Priscilla dico sempre pastore a volte perché lui risponde a me. Ho smesso un po'. Con la figurina di Priscilla lui così. Ma voi siete parte di me. Non è difficile parlare perché dico sempre, dico a tutti che mi conoscono, conosce anche voi, perché voi fate parte della mia storia, della mia vita, di chi sono io. Vi ringrazio Dio per la vostra vita. Auguri. Allora vorrei invitare Pastor Victor e Giuliana. Dove sono Pastor Victor, Giuliana? E presenta per l'uno. Tira foto, rimane tutti qui.
io rubo un mezzo minuto. Volevo solo ringraziare Dio prima di tutto per la vostra vita, perché siete un dono prezioso, arrivato in un momento particolare nella nostra vita, e ringraziamo Lui per come ha unito le nostre strade, per quello che siete e per quello che rappresentate per noi come coppia e per quello che rappresentate per la base di Belluno. Grazie, grazie di vero cuore, vi amiamo. Amen. Noi a volte ci guardiamo e iniziamo a ridere, perché già con lo sguardo diciamo tutto. Perché a volte veramente tante parole a volte non hanno lo stesso effetto di uno sguardo e di un abbraccio. Sono state dette tante parole, è vero, da tutti, ma io non voglio dire niente, io lo voglio solo abbracciare. C'ho il mio monitor qua, così vedo meglio, se no non vedo. Ah, tutte e due. Io guido per fede. 1 Corinzi 15, 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Vorrei invitare Diacono Jonathan e la Giorgia per rappresentare la Chiesa di, e mi non mi ricordo ora il punto, sempre per loro, la futura Chiesa di Jacopo. Amen, pace a tutti. Siamo grati a Dio per le vostre vite, non solo io e Jonathan, ma parlo a nome della Chiesa di Belluno. So quanto affetto provano per voi, quanto amore voi lasciate a loro, a noi, e quanto ci mancate quando ve ne andate via fisicamente. Magari non abbiamo tante occasioni per sentirci, però il pensiero c'è sempre e le preghiere ci sono sempre, quindi volevo veramente ringraziare Dio perché siete un arricchimento che Dio ha fatto alle nostre vite, e non c'è altro modo per dire grazie. Grazie al Signore, grazie. Io non ho tante parole, però siamo grati a Dio. Io mi ricordo che prima nell'assemblea hai detto che preghi anche affinché Dio manda persone più anziane per saggezza, no? Però io sono grato a Dio perché tante volte ci sentiamo al telefono o quando ci vediamo e io vedo che Dio riversa tanta saggezza nella tua vita, nella vostra vita, che quando parliamo non solo delle parole buttate lì, ma noi riconosciamo che vuoi dire una cosa anche lui? Noi riconosciamo che i consigli e ogni parola che voi ci date provengono da Dio e dalla saggezza che Dio ha riversato sulla vostra vita. Quindi non è solo le persone anziane, perché voi non siete anziani, però Dio vi ha dato tanta saggezza che attraverso questa saggezza che Dio vi ha dato noi anche beneficiamo, perché i consigli e le parole che voi ci date non sono consigli così a caso, ma consigli di persone sagge a cui Dio ha riversato la sua saggezza, e noi siamo grati a Dio e
e grati anche a voi per ciò che fate, per tutti i consigli che ci date, e per ogni parola che ci dite. Amen. Buon compleanno. Vorrei invitare il fratello il presbitero Wariso e la deponessa Denilza. Loro daranno a lei il pastore o daranno una parola. Pace a tutti. Io sono il nuovo arrivato e vi hanno lasciato per ultimo. Allora, io vorrei lasciare un versetto qui nella parola di Dio, perché io non ho molto da dire. Nel giorno del vostro compleanno è passato con noi, abbiamo passato una giornata bellissima. Quindi abbiamo già salutato, abbiamo congratulato anche insieme, perché facciamo praticamente nello stesso giorno i compleanni, quindi è stato lì con noi, è stata una benedizione. Allora, per non restare nelle mie parole, vorrei lasciare qui nel libro di Proverbi pochi versetti, capitolo 3, versetto 13, che dice così: beato l'uomo che ha trovato la saggezza. E versetto 16: lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Amen. E questa è la parola che Dio ha dato per voi. E tanto Dio non vuole solo quello, Dio vuole sempre di più. Dio non c'è soltanto quello che immaginiamo, la sua parola dice che Lui dà sempre di più di quello che aspettiamo. Então che i pastori e la missionaria possano avere sempre di più dalla parte di Dio. Noi come Chiesa vogliamo, abbiamo un piccolo regalo, mi hanno incaricato di fare questo. Allora, prego. Questo è un regalino da parte di tutte le basi missionarie, da parte di tutte le chiese. Per ultimo, allora, per ultimo vorrei invitare il pastore Renato e la sua moglie che rappresenta la Chiesa di Brasile, il nostro pastore, presidente. E così fa subito una preghiera. Depois de tantas palavras bonitas, Salmo 84 e 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Então, tudo isso que estamos ouvindo aqui é graça e glória de Deus nas vossas vidas, não é? E, evidentemente, que alguém poderia pensar, mas é porque é o aniversário, então isso é só este dia. Mas eu acredito que este testemunho que temos ouvido aqui é um testemunho diário. Quem convive com este casal é abençoado. Nosso irmão falou algo que eu entendi e que eu também vivo. Mesmo ele não sendo um ancião, mas Deus deu a ele uma palavra de sabedoria. Eu também tenho sido muito abençoado em momentos da minha vida muito difíceis. Deus usou este homem para me aconselhar. E se eu estou aqui, eu devo a Deus, mas também devo muito a ele. Ele sabe, ele e a esposa sabem que na minha vida ministerial eles têm sido um instrumento de bênção. Mas eles estão entendendo, capite tudo. Que o Espírito Santo é que está traduzindo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar na pregueira pelo pastor e sua mogli. Glória a Deus. Wir haben anbeten. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este momento de gratidão, gratitude, Senhor, pela vida do pastor João Vitor e missionária Priscila.
Um casal que o Senhor escolheu para este tempo e para este lugar. E ficamos felizes, porque sabemos que através da vida deles, tantas vidas têm sido abençoadas. Então, Senhor, unimos as nossas vozes nesta noite em oração. Que o Senhor derrame sobre este casal bênçãos incontáveis, bênçãos numerosas, suprindo as necessidades e fazendo prosperar as obras de suas mãos. Multiplica o vigor, multiplica a saúde, o bem-estar, a unção de Deus sobre a vida deles. E que aonde eles colocarem as mãos, faça prosperar, Senhor, para a glória do teu santo nome. Recebe a nossa gratidão esta noite, em nome de Jesus. Amém. Tantaguri a te, tantaguri a te. Amen. Ma ora abbiamo finito. Abbiamo una lode da cantare con tutta la chiesa. Abbiamo preparato questa lode per loro. Vorrei chiamare la sorella Giomara e ti aiuti con questa lode. Lodiamo tutti al Signore per la vita di loro. Allora, tutta la chiesa, mettiamoci in piedi, cantiamo la canzone che abbiamo preparato. Lì è questo. Pronti? Corallo? Lo cantiamo, vamos là, sorelle, mentre loro abbracciano, vai. Oggi è il vostro compleanno, che questo giorno si ripeta per molti anni, che sia sempre con tanta allegria, è questo ciò che vi auguriamo. Auguri, auguri a voi, con tanto affetto e amore, che i vostri passi siano sempre protetti e guidati dalle mani del Signore. Oggi avete colto un altro fiore nel grande giardino di questa vita. Che Cristo sia sempre il vostro amico nelle ore di tristezza e di gioia. Auguri, auguri a voi, con tanto affetto e amore, che i vostri passi siano sempre protetti e guidati dalle mani del Signore. Che i vostri passi siano sempre protetti e guidati dalle mani del Signore. Gloria a Dio. Grazie a tutti e scusate per il orario, passo per il pastore. Fratelli, grazie di tutto. Io sono felice di servirvi e finché il Signore vorrà siamo qua per servire. Servire sempre il Signore. Ringrazio mia moglie Priscilla, mia mamma e la mia famiglia, Josi, che fa parte della mia famiglia adesso. Ela è la mia famiglia, mia amigona, che ora è famiglia, è la sorella della mia mamma e la mia zia. Amen. Tutti i fratelli operai, servitori, membri, amici, tutti, grazie di tutto. Fratelli, finiamo. Priscilla, tu vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti. Lei sta salutando e ringraziando. Io vorrei finire con una benedizione in tedesco. E allora?
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch